questa mattina non leggerò Il leone alato perché ho un'editrice e una autrice che leggeranno un passaggio di un altro libro importante che parla di valori, di progetti per il futuro, di veramente buone azioni, perché noi abbiamo bisogno di queste, buoni esempi, buone azioni e soprattutto cultura, tanta cultura. Vi presento subito le due graditissime ospiti. Abbiamo in presenza Miriam Marcuzzi, che è l'editrice. Grazie Miriam di essere qui. Buongiorno a tutti, piacere Saluto mio. anche Irene Vianello, che è autrice ed è anche avvocato, l'avvocato Irene Ciao Mirella, Vianello. buongiorno a tutti. Che ringrazio tantissimo. Vediamo se è arrivata anche la sindaca di Pieve di Cadore, non è ancora arrivata, poi la presenteremo. Allora, io inizierei proprio, visto che tutte le mattine leggo questo libro Il leone alato, questa mattina invece leggeremo un passaggio, Ho imparato a volermi bene, Irene Vianello, sì, l'avvocato. Sì, eccolo qua, vediamo anche il libro. Questo è il libro di Irene. Leggiamo questo passaggio per capire l'importanza dei valori e dei punti di riferimento. Allora, innanzitutto Irene ha la capacità di condensare in poche parole concetti importantissimi. Il dono della sintesi è un gran bel dono e soprattutto quando uniamo anche la capacità di esporre. Allora, è Irene che parla di se stessa in queste poche righe che vi leggo. Il mio corpo, striminzito e raggrinzito, sembrava portare il peso di un'età che non avevo ancora vissuto, un paradosso di vecchiaia e nascita che si intrecciavano in un unico, complicato groviglio di vita coperto da quei peli fini che più che proteggermi sembravano sottolineare la mia vulnerabilità. Irene è nata 900 grammi. Pensate, e guarda che belle donne che ha adesso. Questo, mai dire mai nella vita. Ecco, questo è l'inizio della vita di Irene, una vita in salita, che lei però affronta con una caparbietà e una determinazione che impareremo a conoscere questa mattina, impareremo a conoscere. Allora, avvocato Irene, ma soprattutto avvocato, perché non è mica facile quando parti, hai già una partenza molto difficoltosa, avere già un obiettivo, pensare già cosa voglio fare da grande, chi voglio essere da grande. Però questo obiettivo, io l'ho sentito anche ieri, Irene, da questa mamma, grazie di Bari, che ha perso questo figlio adorato, che io ho anche intervistato in ospedale da un tumore maligno, che lei, come te, e assieme a lui prima di morire, questo ragazzo di 15 anni, Andrea, si era prefisso un obiettivo: continuare a vivere per gli altri, assieme agli altri, con una fede che non pensavano di avere, tantomeno Andrea. Come mai a me capita questo? Perché andiamo nella luna e non riuscite a trovare qualcosa che mi salvi la vita. Questa mamma che si aggrappa alla fede ed è adesso insegna e docente di religione a Ricatti, e questa fede e questo obiettivo, lei ha creato questa borsa dedicata a suo figlio, fatta con le sue mani, per portare avanti il messaggio di Andrea, che è la fede e la speranza, quello che stai facendo tu con i tuoi libri, perché non è facile scrivere della nostra vita, della tua vita, specialmente se è una vita in salita, che è una vita che parti già da piccolo con 1000 difficoltà e ti senti solo, saprò affrontarlo. Però sei nata caparbia, sei nata guerriera e questo è vincente alla fine, non c'è niente da fare. La guerriera esce prima o dopo, può uscire a 10, a 20, a 30, a 50, ma prima o dopo uscirà. Prego Irene. Sì, hai detto bene. Ho imparato a volermi bene, come avete anticipato voi, racconta la mia storia. Il mio passato, il mio presente, ma anche il mio futuro. La mia vita è iniziata una vita in salita. Già dal momento della mia nascita, tutto il mio essere in un corpicino, come abbiamo letto, di soli 900 grammi. Io oggi sono la persona che sono, non solo grazie a me stessa e alla mia caparbietà,
Grazie indubbiamente all'abilità dei medici, poi ne parleremo nello specifico, ma soprattutto alla dedizione dei miei genitori, alla mia famiglia, perché non dimentichiamo, noi sì siamo forti, c'è una leggenda sui nati prematuri che dicono i nati prematuri sono forti di suo, hanno una marcia in più. Questo è vero, lo riconosco anche in me stessa, però per quanto riguarda me, io ho avuto una famiglia che se non avessi avuto quella famiglia oggi probabilmente non sarei qui a parlare con te e non avrei mai scritto il libro. Ringrazio i miei genitori per avermi dato... Salutiamo, sì, spero mi stiano guardando. È il minimo, penso, vero? Certo. Come si chiamano? Rosanna e Vitale. Allora, ciao Rosanna e ciao Vitale. Perché ringrazio loro sempre e forse sarò anche ripetitiva magari nel libro, perché a loro va il mio più grande ringraziamento, soprattutto per non essersi fermati ai primi medici locali, i quali dicevano la bambina non ha nulla, è semplicemente una bambina viziata. Voi non coccolatela troppo, non viziatela troppo, lei crescerà. Ecco, il mio ringraziamento va in questo, di non essersi mai fermati e di aver capito che dietro alle mie lamentele c'era molto altro. Io sono una persona non udente, nata senza sentire, nata con il silenzio, e anche qui torno a dire, grazie a mia mamma ho imparato a sentire. Perché Mirella, io della mia infanzia non ho ricordi di parole, rumori, di suoni, ho ricordi solo di sguardi alle labbra altrui, alle persone che entravano in contatto con me, che mi cercavano di parlare con me. Io cosa facevo? Cercavo di leggere il movimento del labiale e allo stesso tempo con due dita cercavo di ripetere per copiare, diciamo, quello che dicevano gli altri. Questa è una tecnica che si era inventata la mia mamma per potermi far sentire con gli occhi. Ecco, questo era per dirti che sì, noi siamo caparbi, siamo forti, però se non abbiamo chi ci sostiene adeguatamente, molto probabilmente da soli non ce la potremmo fare. Però io sono convinta, Irene, lo chiedo anche a Miriam Marcuzzi, anche la cultura aiuta. Assolutamente. È una cultura che è ossigeno per persone che hanno mille difficoltà, perché ti concentri, impari, conosci, apri la mente, non senti o non parli, ma la mente si apre lo stesso. Prego, Miriam. Ritorniamo a quello che ha detto un attimo fa Irene, l'importanza della famiglia. Lei non ha accennato, ma c'è anche la figura della nonna, importantissima, e del nonno poi, che vedremo. Ma il libro di Irene si divide in due parti. La parte raccontata per averla sentita dai genitori e la parte invece che diventa suo bagaglio di memoria. Ma entrambe hanno la stessa forza e la stessa penetrazione per chi legge il libro e per chi oggi che è in ascolto volesse comunicare con Irene. È sorprendente del viaggio che lei ha fatto sentirla parlare oggi, perché chi potrebbe immaginare che Irene abbia un handicap? Nessuno. Allora, più che un handicap, che io odio questa parola, proprio non mi entra. Sì, hai ragione, io li chiamo Mirella. diversamente agili, in tutti i sensi, perché si muovono in maniera diversa, tutto là. Sì. Io questa parola proprio, Irene... Sì, che poi siamo entrati anche, vero? Da prima volta tu dici che... non la ecco, sopporto, cioè cerco di evitarlo il più allora, possibile. torniamo indietro. Diversamente agile, perché ti muovi in maniera diversa. Sì. Tutto qua. Irene, ma quanto l'importanza... Ecco, di riuscire a scrivere te stessa. Ma mica facile scrivere se stessi, lo devi proprio sentire, quando tu scrivi, le sensazioni poi devono emozionare, quello che scrivi ti devi emozionare, non ti devi chiudere il libro e dire... perciò l'emozione la devi trasmettere ed è un impatto molto forte per il libro, perché sei tu su quel libro, stai descrivendo te stessa. Prego. Sì, io ho deciso di mettermi a nudo sostanzialmente per due motivi. Primo perché vedo tutti i giorni purtroppo al telegiornale delle storie che mi
che mi rattristano. Quindi ho detto, devo dare, cioè io per quello che ho vissuto credo sia giusto e doveroso dare un messaggio ai bambini, ai genitori dei bambini meno fortunati che se vogliono ce la possono sempre fare. È un altro messaggio che mi sta molto a cuore e mi aggancio a quello che tu hai appena detto prima della parola handicap, collegato al mondo scolastico. Io ho avuto una storia scolastica molto molto difficile, perché ho trovato sì degli insegnanti buoni, degli insegnanti comprensivi, super partes, diciamo così, dove mi hanno sempre trattata come una persona normale. Io mi sento una persona normale. Sei una persona normale. Sono una persona normale. Mentre allo stesso modo ho incontrato un corpo insegnanti che per la prima volta nella mia vita, e parlo in un'età già adulta, mi hanno fatto conoscere la parola handicappata. Per la prima volta da questo corpo i miei genitori si sono sentiti dire: io non insegno a un'handicappata, io non posso rovinarmi la voce se lei non ci sente. Ecco, queste cose sono sempre rimaste dentro di me, però io dico, devo dirle, devo raccontarle, perché nonostante queste persone abbiano cercato di fermarmi in tutti i modi, io sono arrivata dove volevo arrivare. E questo è uno dei motivi, diciamo, che mi sta più a cuore, perché parte del mio mondo ci sono i bambini. Io ho un'amica e anche i familiari che hanno bambini, alla quale io tengo tantissimo. E vedere questi bambini, magari a volte, che hanno delle difficoltà di porsi con gli insegnanti, mi fanno tornare indietro del tempo e mi tolgono il sonno. Perché io veramente, se posso fare un appello a tutti i professionisti, se me lo permetti Mirella, che seguono i bambini e gli adolescenti, cercate di trattarli tutti alla stessa maniera, il bambino meno fortunato dal bambino più fortunato, dal bambino meno predisposto allo studio a quello più predisposto allo studio, dal bambino meno vivace a quello meno vivace. I bambini hanno bisogno tutti della stessa sensibilità, perché non ci deve essere diversità, perché poi non possiamo stupirci se il compagno di banco prende in giro il compagno meno fortunato, se chi deve dare l'esempio non lo fa. Ecco, io ci tengo tantissimo e ti ringrazio di questa opportunità, perché questo è un messaggio al quale tengo tantissimo. Allora, io ti devo raccontare una storia, un'altra storia. Fortunatamente, facendo questa trasmissione, incontro tante persone, tanti volti, tante storie. E ho incontrato anche mamma Raffaella, che ti presenterò assolutamente. Assieme a suo marito sono andati in Russia e hanno adottato tutti e tre i fratellini per non dividerli, perciò li hanno portati a casa tutti e tre. A un certo punto Lisa, che è la seconda, comincia ad avere problemi di linguaggio. Non gliel'avevano detto. Lisa sente ma non parla. Allora io ti posso assicurare che ancora adesso stiamo lottando per cercare che Lisa abbia quello che gli aspetta di diritto, perché non ce l'ha. Lo studio l'ha fatto a Balzi, quale studio, quale scuola. Quanti anni ha Lisa adesso? Lisa ha fatto 18 anni da pochissimo. Questa mamma e questa famiglia che sta lottando con le unghie e con i denti. Mia figlia non è disabile. Mia figlia ha solo il problema che non parla ma sente. Mia figlia non deve frequentare il CEO, perché allora perché l'ho portata via da là? La devo rinchiudere in un altro posto, io la vedo così, non vedo il posto di mia figlia. Mia figlia deve andare a scuola come gli altri, deve avere l'opportunità di crescere come gli altri, deve avere l'opportunità di lavorare come gli altri. Ti posso assicurare, Irene, che non è successo niente di questo. Un calvario. Ho dovuto addirittura prendere l'avvocato, un altro avvocato, per difendere i diritti di Lisa. Perché la prima cosa che si sente rispondere Raffaella, sua figlia è disabile. Sua figlia deve frequentare questa... L'insegnante di sostegno, l'abbiamo sentito qua, avete sentito, no? Che hanno detto non sono formati, fanno l'insegnante di sostegno, ma quasi tutti non hanno la formazione adeguata. E tu sai benissimo, Irene, che se non cresci nella maniera giusta, anche con la scuola che frequenti continuamente, non riesci. Lisa chiede a suo papà: perché non posso uscire come gli altri? Perché non mi vogliono? Dove vado?
Io sono convinta, Irene, che abbiamo fatto un piccolo passo, per fortuna l'abbiamo fatto, ma non basta. Chissà quante Lise e quanti Irene ci sono che non hanno la fortuna di avere i genitori che avete avuto voi, i tuoi, i genitori di Lisa. Perché ancora io ho genitori che si vergognano di avere questi ragazzi. Addirittura poco tempo fa ho fatto una gita bellissima, li ho portati a visitare i musei civici a Venezia, alla Fenice, ne ho portato via 250, non uno. Qualcuno non ha firmato, perché ha detto state strumentalizzando i miei figli. No, non è vero, sei tu che lo stai strumentalizzando. Sei tu che vieti a tuo figlio di partecipare. Se fosse normale, come dici tu, lo faresti. Vuol dire che già là... Allora, quando riusciremo a capire che bisogna investire su questo? Cioè non possiamo parlare di Vanacci, della Minetti, delle guerre tutto il giorno. Questi sono i problemi da affrontare, queste sono le opportunità da dare a queste famiglie, a questi genitori, a questi ragazzi, o sbaglio Irene? No, hai ragione, ma sai qual è l'errore di fondo? È che handicap uguale stupidità. E questo è l'errore che fa la gente, perché c'è un'ignoranza, scusate il termine, di base molto molto importante. E il problema si pone quando sono i genitori a porsi dei limiti nei confronti di sti ragazzi. Cosa che i tuoi non hanno fatto. Cosa che i miei non hanno fatto. E un'altra cosa, scusami. Ti vorrei raccontare un piccolo particolare, se posso. Ti ho invitato apposta. Allora, alla fine delle scuole medie, al momento della consegna del diploma, viene convocata mia mamma. Cosa fanno questo insegnante, professore? Dice, guardi signora, che sua figlia deve fare solo un lavoro manuale, non può assolutamente fare altro nella vita. E mia mamma fa, guardi, mia figlia farà il liceo classico, come mi ha chiesto di fare. Lui ha detto, sappia che lei invece per la situazione in cui è può fare solo un lavoro manuale e se vuole, se mi firma queste carte, ha diritto anche a una casa da parte dello Stato. Questo per dirti, Ho capito. trovi un genitore debole, dice ok, mi fido di quello che mi viene detto, da chi ne sa di più. Certo. Sì, nel racconto di Irene c'è un passaggio molto importante che forse questa famiglia di cui tu hai accennato non ha trovato il luminare giusto. I genitori di Irene hanno battuto le 7 chiese, hanno avuto porte chiuse in faccia, sono stati trattati come diceva lei prima, sì, sua figlia, ma cosa vuole che abbia, ma ecco, non viziatela, lasciatela stare, cioè questo modo di porsi a non voler vedere, a non voler approfondire, a non voler assumersi l'incarico di occuparsi di questa bambina. Nel libro c'è un passaggio molto bello perché a un certo punto in un'ennesima sala di attesa di una clinica, il luminare esce. Posso? Parla. Voglio vedere per primi il papà con in braccio la bimba. Disse così. E quella frase cambiò non solo la mia storia, ma la percezione che i miei genitori ebbero della loro situazione. Sbalorditi, ricevettero qualcosa che non avevano mai avuto. Attenzione, si sentirono visti, percepiti. Dopo anni in cui si erano abituati a introiettare i propri problemi, a negarli, a cercare di risolverli, si sentirono percepiti. L'incontro con il dottore fu breve ma intenso, di una semplicità disarmante. La prima parte della visita è sempre la stessa, anamnesi, ma quella volta fu diverso. I miei raccontarono con la certezza di avere davanti qualcuno che avrebbe ascoltato la loro storia. Ecco, questa è la differenza, perché poi, andando avanti, ecco la parte medica. Il dottore mi visitò, credo ad oggi che quella fosse solo una prassi, un fare le cose seguendo il protocollo. In seguito il medico ammise di avermi scelta per il modo in cui tenevo inclinata la testa. La postura indicava il mio male. Lui si era limitato a guardarmi. Mi lesse e interpretò subito. Il responso medico, Irene, a te, perché questa è la fase intensa, intima della vita di Irene. Abbiamo però Rinaldo da Venezia in linea e poi andiamo da Irene. Vai Rinaldo.
Ciao Mirella, Ciao. e buongiorno alle tue ospiti. Buongiorno a te, Rinaldo. Innanzitutto che dico a Irene, cara Irene, il suo non è un libro, è un insegnamento, insegnare a migliaia di gente normale, cosa che è in giro del male, del brutto, solo come chi dovrà trattare tutta la vita, è una vergogna, e dovremmo da vergognarci, perché andiamo tutti in Veneto, che è più sede che osterie, e però gli dà un cuore da considerare su una famiglia come la sua, gli sta di occhi a quello che ha più bisogno, e mamme come la sua, mi penso che ne sia tante, e la famiglia, e la mamma, i fratelli, e tutti i cugini, tutti quanti, i dati a partecipare col cuore nella sua vita, e aveva messo ancora di più, e riuscì a essere quello che è. Non è un libro, è di più di un libro, ancora di più, perché insegna agli altri a risolvere i suoi problemi, perlomeno cercare di risolverli. E noi altri, queste robe qua, e saremo solo che lei Mirella, e dovrebbe essere la sua storia, dovrebbe essere divulgata sulle scuole come esempio, e fargli capire ai fiori piccoli che non è solo quel ballone e a chitarra, a giocare, a scherzare, disegna queste robe e diventeremo tutti più buoni, perché siamo di andare avanti su un mondo che è inaridio, che è cattivo, che non si può sentire la sua storia. Insomma, mio caro Parea che sia riuscita, ma ancora di più, mi dovrei dare una cattedra e insegnare a scuola queste robe, Sì, con bravo. quello che aveva fatto io e la sua famiglia, non so neanche cosa che aggettivi a trovarli. Comunque le auguro di più di quello che ha sul suo risultato, è brava, è quella che neanche noi calcoliamo il famoso da dire, e ne ha insegnato a vivere a noi altri. Grazie per quello che ha fatto e per quello che ha fatto. Buona fortuna e tanta salute. Arrivederci, ciao Mirella. Ciao caro Rinaldo e sempre grazie per Grazie, le parole e il sostegno. Io sono convinta che abbiamo dei cittadini, il popolo italiano in generale, col buon senso. Io ricevo le telefonate che dico, pensa se la politica avesse il buon senso che hanno questi cittadini che chiamano, più che politica. telefonano, esatto, che chiamano, che telefonano. Noi abbiamo i 5 sensi, ma in politica manca il buon senso. Il buon senso di capire chi hai di fronte, ascoltare, ecco qua l'ascolto, il dialogo. Io veramente sono esterrefatta, adesso speriamo cambi qualcosa in regione, visto che è cambiata tutta la giunta regionale, visto che il nuovo presidente della regione Alberto Stefani ha messo al primo posto proprio il sociale. Vedremo se lo lasceranno lavorare, perché ci sono i falchi e le colombe. Qualcuno mi ha detto guarda che ci sono anche i falchi travestiti da colombe e colombe travestiti da falchi. Il problema è capire dove vuole arrivare la politica, perché noi li eleggiamo per fare il bene del paese, il bene del territorio, il bene della comunità, non li eleggiamo per fare i propri interessi. Sì. Qui invece vediamo proprio che la bilancia veramente non funziona, si colpiscono sempre i fragili, le fragilità, chi ha tanti soldi bene o male riesce sempre a cavarsela in qualche maniera. Ma Irene, le fragilità come fanno a difendersi? Perché è facile dire, ecco, cosa ti prendi gli avvocati? Ma costano, dove vai? La mamma Raffaella si sentiva dire, ma pensa di avere solo lei, sua figlia, ma sa quanti ne abbiamo noi, ma cosa c'entra? Ma parti da questo, se bussa alla porta questa mamma, tanto parti da questa mamma, ma cosa stai dicendo a questa mamma? È un'esaltata, sua figlia è disabile e deve frequentare. Ecco, là è quello che hai detto tu, Irene. Cosa vuoi dire, Irene? È una lotta continua, bisogna lottare. Perché già una persona, passatemi il termine, lo devo dire, normale, deve lottare per aver riconosciuto i propri diritti. Figuriamoci una persona diversamente abile. Quindi bisogna lottare. L'ha messo sul girico. Esatto. Dopo entriamo anche in quell'argomento. Esatto, sì. Bisogna lottare come ho fatto io contro il sistema scolastico, contro il sistema sanitario, perché anche quello ha visto una bella lotta.
e non essere soli in queste lotte, perché quando sei piccolo deve esserci per forza qualcuno che lotta per te. E poi quando sei grande devi sempre lottare. Io lo faccio anche oggi, tutti i giorni, nonostante la società sia una società, la nostra, evoluta. Però non è sempre così, sai Mirella, perché oggi io mi trovo, oggi alzo le spalle e ci rido su, però mi trovo tante volte a dover non lottare, ma a dover subire degli apprezzamenti negativi da parte di persone anche laureate, anche persone con una certa posizione, dove alcune frasi, lei, tanto lei non ci sente, cosa può fare? Lei cosa vuoi? È così, poveretta. Ma no, perché deve essere poveretta, così? Poveretta, e dai questa poveretta, cioè, povero, hai capito? Cioè, io parola. dico, se essere normale vuol dire essere come queste persone, io preferisco essere diversa tutta la vita. Matteo da Jesolo, vai Matteo. Buongiorno, Buongiorno. dottoressa Vianello. Buongiorno. Prego Matteo. Prego. Allora, volevamo salutare la dottoressa Vianello, che noi siamo i colleghi dello studio dove lavora la dottoressa. Bene, fa piacere. Solo Ci tu, stiamo Matteo. guardando. E quindi siamo qua a salutarla, sappiamo quanto forte è, l'abbiamo sempre saputo, ma è anche, non è solo più forte di tante persone, è sicuramente superiore di tante persone normali. Eri presente a Jesolo, Matteo, quando abbiamo fatto la presentazione o non c'eri? No, stavo male. Ah, che Sono stato peccato, male. perché è Però stato... ci sarò a San Donà. Ecco, Allora, bravo. visto che parli di San Donà, Matteo, intanto ringrazio, penso che Irene faccia molto piacere. Sì, no, ecco, infatti. sono quelle telefonate che veramente grazie Matteo che Grazie. rinfrancano, vuol dire ci sono. Ecco, io ci sono, poi ti farò vedere. Perché vedi, il problema è che dobbiamo continuare a parlare e a divulgare. Allora, vediamo anche la locandina di San Donà, perché grazie a Gabriella Mauro, che ringrazio, Assolutamente. ecco, che è riuscita a 30 mandarmi giugno, ecco, sì. questa locandina per far capire l'importanza di comunicare quello che si fa. Io delle volte dico ai sindaci, e lo dico anche all'editrice Miriam Marcuzzi. Solo Miriam. Ecco, Mirella. Miriam, sì, ma io dico anche il cognome così se lo ricordano. Il problema è che delle volte non si riesce a comunicare nella maniera corretta, cioè si fanno le cose ma non si sanno. Io ho dei sindaci che dicono io faccio, poi arriva la telefonata di una signora, di un signore che dice scusi sindaco, io non sapevo mica che lei aveva fatto questa cosa, sì. avrei anche avuto piacere di partecipare, ma non lo sapevo. Quanto importante è la comunicazione? Perché è là che ce la giochiamo, perché se tu presenti il libro e arrivano 5 persone, Allora, insomma va bene ecco. anche 5, però il problema della comunicazione, capire l'importanza di quella serata dove si presenta non un libro, ma una storia di vita. Le persone ecco qua che è diverso. hanno bisogno, voi non sapete quanta presenza ci sia alla presentazione dei libri. La serata di Jesolo è stato un evento, era presente il sindaco, il quale si è rammaricato di non averci dato una sala più grande, perché noi avevamo 40 persone che stavano stipate, persone in piedi, in più c'era l'entrata della biblioteca e il piazzale fuori. Sono rimaste persone che non sentivano quello che accadeva dentro, eppure sono rimaste per poi entrare, per andare a salutare Irene. Persone che non conoscevano la realtà di Irene, l'hanno saputa quella sera, quindi sono rimasti assolutamente colpiti da quello che, Vedi che è Emilia successo. che mi dai ragione, è perché non si pensa a quello che succederà, cioè il senso di quella serata. Il sindaco che io conosco, Christopher De Giozzi, che ho anche diverse brava, volte sì. ospite in trasmissione, è un ragazzo molto sveglio, molto aperto. Però la cultura, specialmente anche qua nel Veneto, bisogna metterla con le parenti, bisogna capire a chi ti rivolgi, se questa persona è in grado di capire chi sei e cosa vuoi fare, è una questione di sensibilità. Certo. E più di tante volte noi ci troviamo a confrontarci con delle persone sedute su certe poltrone che non sanno neanche quello di cui sta parlando. Questa mamma, Raffaella,
è andata all'ufficio scolastico della provincia per parlare della lingua dei segni. E ti posso assicurare, l'ha detto qua, che l'ufficio scolastico di Treviso non sapeva che abbiamo l'H. Foscari a Venezia con la lingua dei segni. Allora, vi sembra una cosa normale? No, ma vi sembra una cosa normale che questa mamma dica guardate che a Venezia c'è Ca' Foscari con la lingua dei segni? Allora Irene, capisci che se noi iniziamo veramente, e qua lo dico alla politica, tanto io lo dico tutte le mattine, prima o poi qualcuno riuscirà a capire che bisogna mettere le persone giuste nei posti giusti, la competenza. È un paese di geni, di creativi. Ma possibile che li mandiamo tutti all'estero perché non riusciamo a tenere e si ritengono anche belli stretti perché sono veramente bravi? Abbiamo le università che li preparano bene di più, perché è vero, la preparazione avviene qua, in Italia, non viene all'estero. All'estero fai altre cose. Possibile che non riusciamo a capire, che la politica non riesca a capire che non deve andare avanti il cognome perché è un cognome altisonante, perché è figlio di o il nonno di, ma è la persona brava e competente che deve andare avanti, se no non ne andremo fuori. E soccomberemo, non c'è niente da fare. La cultura salverà il mondo, l'arte, la bellezza salverà il mondo, non lo dico io, lo dico anch'io, ma l'hanno detto prima di me tanti saggi. Eppure si continua a bombardare, a distruggere. I ragazzi che nasceranno, i futuri giovani, i futuri uomini e donne non vedranno quello che abbiamo avuto la fortuna di vedere noi, perché abbiamo menti malate e ogni tanto ne nasce uno. È questa che fa la paura io ce la metto tutta, però qualcuno mi segue, mi ferma perché l'hai detto tu. Ma chi sei tu, non senti? Ma cosa stai dicendo? Ma cosa stai dicendo? Ecco, la cultura. Prego, Irene. Comunque lì a Jesolo è stato anche molto importante la presenza del professore, che è una figura molto importante nella tua vita. Ecco, questo è uno dei passaggi. È caduto il microfono. Eccolo là, adesso lo tiriamo su. Prego, Irene. Collegandomi al discorso che hai fatto appena tu delle preparazioni in Italia e poi i migliori appunto scappano all'estero. Collegandomi a questo e agganciandomi al pezzo che ha letto Miriam prima, sì. Il professore che ha fatto la mia diagnosi, parliamo dei primi anni '80, quindi non adesso, era un professore di origini italiane che però non prestava la sua opera in Italia, perché in Italia non c'erano le strutture adeguate alla sua preparazione, nonostante la preparazione fosse italiana. Quindi come tutto si lega? Un professore che operava a Washington e veniva saltuariamente in Italia, in questa clinica in provincia di Ravenna, dove cercava di dare aiuto a chi soffriva di malattie non ancora riconosciute in Italia. Però collegandomi al fatto tuo, cioè la preparazione però era stata nostra, però lui per poter esercitare la sua professione è dovuto andare all'estero. Raffaello da Monastier, ciao Raffaello. È caduta la linea. Mi dispiace, riprendi la linea Edoardo se puoi. Quello che però è anche importante è capire che bisogna andare avanti. È una situazione diciamo imbarazzante per chi la vive, perché ho sentito Raffaella era seduta qui anche poco tempo fa, abbiamo iniziato a fare una mostra, Irene, che ti inviterò. E il titolo l'hanno creato queste persone diversamente agili e si chiama Io ci sono. E questa mostra fatta da questo bravissimo fotografo Enrico Colussi punta sullo sguardo della persona, sugli occhi, proprio lo sguardo della persona. E soprattutto Enrico ha voluto che questa mostra non fosse chiusa tra quattro mura. Ci hanno offerto delle ville bellissime, dei posti bellissimi. No, lui voleva una rigenerazione urbana diversa. Il posto più brutto diventava bello con le foto. Abbiamo esposto, su 20 comuni, hanno aderito già 20 comuni, addirittura gli alberghi di Venezia, col direttore che ringrazio Binotto tantissimo, ma soprattutto per far capire che io ci sono perché tu mi devi vedere. Devi passare e vedere, perciò strade importanti su edifici magari anche squallidi, abbandonati, però che colpiscono. L'edificio in quel momento diventa bello, diventa un qualcosa perché mi vedi
vedi che io ci sono, parlami, salutami. Ecco, cosa vuoi dire di questa iniziativa? Poi vediamo se Edoardo riesce a trovare la mostra. Abbiamo qualcuno al telefono? Raffaello, ci sei? Come queste che avevo comprato per la nonna, perché l'hanno preso. Raffaello, non ti sento, abbassa la televisione e parla al telefono. Perché poi chiamo lì e ce l'avranno. No, non Sì, si capisce. grazie. Aspetta Raffaello, ti richiamiamo perché non si capisce niente. Aspetta che ti richiama la regia. Cosa vuoi dire di questa idea che è venuta a questi genitori, ecco qua, perché abbiamo anche bambini piccoli, abbiamo minori, abbiamo adulti, di dire basta, noi ci siamo, noi dobbiamo esserci. Sì. Ecco, noi abbiamo ancora difficoltà a capire cosa sarà il dopo di noi per i nostri figli. Prego Irene. Questa è sicuramente una bellissima iniziativa. Cosa però che mi dispiace è il principio di base, tornando forse ai discorsi già fatti, che uno deve per forza fare qualcosa per far vedere che c'è, che esiste. Questo secondo me è una cosa che ancora oggi è sbagliata. Non so come si andrà più avanti, se in futuro le cose cambieranno. Secondo me no, sarà sempre peggio. Bisognerà sempre far sempre di più e sempre un qualcosa come questa bella iniziativa per permettere a queste persone di sentirsi alla pari degli altri, sentirsi viste come sono viste le persone. È brutto da dire, ma torno a ripetere, normali. Noi ci proviamo, però ci proviamo, la Certo, goccia la certo. mettiamo. Il problema è che se ognuno di noi mettesse la goccia, sì, in base a quello che riesce a dare e a fare, andremo avanti molto più in fretta. Sì, il problema è che questi genitori sono soli, l'abbiamo detto certo, più certo. e più volte, sono soli perché non... Una mamma ha detto, so più io della persona che l'accompagna tutti i giorni, riesco più a capire mia figlia, il suo modo di vedere, di pensare, di agire che lei. Io non ho fatto nessuna scuola, come hai detto tu, però mia mamma mi ha insegnato. Certo. Mia mamma ha capito l'importanza e da sola si è inventata un qualcosa. Capite la forza del genitore? Posso raccontarti un aneddoto recente, ma per dirti che è sempre andata tutta la vita così. Allora, a me piace viaggiare, quindi se posso un viaggio all'anno lontano lo faccio. L'anno scorso ero in vacanza lontano e non sono stata bene durante questa vacanza. Però lo stesso chiamo mia mamma, dico va tutto bene, e metto giù. Lei, dal tono della voce, aveva capito che qualcosa non andava. Aveva chiamato mia zia, ha detto guarda, secondo me Irene oggi non sta bene, ma non mi dice niente, ovviamente il giorno dopo sto meglio, ci risentiamo, eccetera. Quando torno a casa mi dice ma quel giorno stavi male? Io dico sì, stavo male. Lei aveva capito. Dal tono della voce, per dirti, ecco. Hai questo legame che si è siamo creato. lontani. Vediamo se riusciamo a sentire Raffaello. Vai Raffaello. Buongiorno. Buongiorno. Volevo parlare in merito a questi ragazzi minorenni. Qui manca l'educazione, Queste devono essere punite a norma e regola di legge. Se no la situazione non si ferma più. Dottoressa, la situazione non si ferma. Se questi ragazzi non vengono puniti, allora loro fanno sempre quello che vogliono. Questi devono essere puniti e allora sì, arriviamo al dunque. Un moccioso che arriva a schiaffeggiare un povero vecchio quando lo vedono camminare qua e di là. E la situazione non va, dottoressa, è inutile da dire, è inutile da fare. Qui ci vuole la punizione. Se siete contrari, pazienti. Però, secondo me, ci vuole la punizione. Perché quando andavamo a scuola il maestro ci teneva le mani dietro e ci passava la cosa. E allora questi sono senza educazione. E sono pieni di soldi e pieni di divertimento. Questi vagabondi al 50%. Quindi questi devono essere puniti assolutissimamente. Se necessario, allora si mettono a posto, perché qui il cavallo si è attaccato a mano e non si regge più. Cara dottoressa, è inutile che il buonismo è finito, ci vuole il maligno, allora sì. E poi l'altra piaga dei furti in casa. Attenzione, c'è qualcuno che non li sopporta i furti in casa.
Buona giornata, cose belle per tutti. Grazie Raffaello, abbiamo sentito anche le riflessioni di Raffaello, però adesso devo andare assolutamente in pubblicità. Allora, guardiamo anche la mostra per far capire l'importanza di quello che vogliamo fare sia con Irene che con Miriam, perché è una cosa fatta dai familiari, dalle famiglie, dai genitori assieme loro. Loro sono gli sguardi, però la mano è la mano del genitore che dice: ma mio figlio, e dopo di noi quale sarà? Andiamo a vedere il servizio. Io Guarda, ci sono, inaugurata sotto la Loggia dei Cavalieri, è uno sguardo reciproco dove scompaiono le differenze tra osservatore ed osservato. Qui si condividono le stesse esperienze, gli stessi desideri, la stessa voglia di vivere. Le persone quando ci vedono, quando ci incontrano, non ci salutano e non ci guardano, ma associano sempre una parola: disabilità. Quindi loro si allontanano perché hanno paura. Questa solitudine ci distrugge noi, distrugge le nostre famiglie, distrugge un giovane che invece vuole uscire e vuole essere come gli altri. Le foto di Enrico Colussi restituiscono nomi e volti senza altre etichette che non l'emozione, come quella che gli ha regalato Sebastiano. Mi sono avvicinato con la macchina fotografica, l'ho guardato, era un po' agitato, dopo pian piano, prima era timoroso, dopo mi ha fatto un sorriso e quel momento è stata come... Cioè, mi ha commosso letteralmente, cioè, mentre scattavo le fotografie mi sono commosso. La mamma di Ryan ha dovuto fare un appello sui social per avere degli amichetti al compleanno del bimbo, nessuno ci voleva andare. Sono arrivate un centinaio di famiglie, io non me l'aspettavo, sono diventata virale nel giro di poche ore e Padova ha risposto col cuore. Questi bambini non sono la diagnosi che gli è stata cucita addosso, hanno delle difficoltà, sì, assolutamente sì, ma loro non sono le loro difficoltà. Fulvio Marotto, meccanico, nonostante abbia perso entrambe le mani e le gambe, ha iniziato a progettare le sue protesi personalizzate e così va in moto, in bici e sugli sci ed è famoso in tutta Italia. Non solo per i disabili, anche per persone normali. Ho degli strumenti per semplificare il modo, tipo con gli sci. Quando io scio, i miei sci non incrociano mai, stanno sempre dritti. Non ti spiego il come e perché diventa troppo complicato. Presenti molti amministratori locali perché la mostra girerà molti comuni cittadini, ma la politica aiuta veramente queste persone? Le potrei dire che sa che ci sono le patologie, le varie malattie, le varie difficoltà, sì, ma sapere è un conoscere in profondità? Ma chi lo sa? Chi lo vuole capire? Chi lo fa arrivare al cuore? Abbiamo Lino da Mantova, salutiamo anche Mantova. Ciao Lino. Grazie, ciao Mirella e complimenti anche ai suoi ospiti. Grazie. Voglio solo aggiungere quello che ha detto il Signore per la punizione dei ragazzi quando sbagliano, però i genitori devono impegnarsi di più per l'educazione e ritorno a dire, come ho detto ancora lei, nelle scuole, quando io ero giovane, una volta a settimana veniva il parroco per un'ora a spiegarci il Vangelo, le parole di Gesù, e le ho ancora tutte in mente, tutte queste cose, e senza quello che facevano in chiesa, vabbè. Comunque bisogna domesticarli i giovani, non è possibile così continuamente, poverini, e che si drogano e tirano fuori i coltelli, ma che generazioni sono queste qua? È incredibile, bisogna domesticarle. E i genitori avranno paura, capisco, perché quelli fa presto ad ammazzare anche i genitori. La generazione è questa, i figli si rivolteranno contro i genitori. Gesù l'ha detto negli ultimi tempi e siamo proprio questi l'epoca. E le guerre, questo glielo aggiungo una volta per tutte, Mirella, e ai suoi ospiti, termineranno velocemente quando le grandi potenze saranno unite. Quello che aggredisce un'altra nazione daranno un termine, 15-20 giorni, e non importeranno più da loro
da lui non esporteranno più, tipo la Russia, eccetera, eccetera. E le 27 guerre che ci sono nel mondo si fermano perché vengono isolati. Queste sono parole profetiche che ho letto da un profeta cristiano e ci credo. Però devono essere unite le grandi potenze, non come l'Europa si tira indietro, non andare a fare la guerra, però devono far sentire la sua voce, tutte, la Cina, il Giappone, le più grandi potenze prima e poi l'Europa. Allora l'aggressore si annichilisce. Queste non le sono mica mie parole, sono profetiche. Vi ringrazio e scusate. Grazie a Lino, veramente si sentono le riflessioni a voce alta in diretta, fa molto bene perché così si capisce dove si va a parare e soprattutto mi sa che qualcuno vuole l'uomo forte al momento, in questo momento non si riesce a capire il perché, è un momento molto particolare ma molto delicato. Come la vedi la situazione, Irene? Perché questa rabbia che sta salendo sempre di più, le punizioni, ci vogliono le regole, prima roba. Sì. E se mettiamo le regole e tutti le rispettassero forse andremo bene. Il problema è che nessuno vuole mettere le regole e quelle che ci sono non vengono rispettate, perché non c'è nessuno che vuole fermare il sistema. Prego Irene, poi andiamo da Miriam. Sì, diciamo che io sono contraria alle punizioni. Perché oggi sono contraria? Perché non ci sono, come hai detto appena tu, delle regole da rispettare. Cosa e come puniamo se non ci sono alla base delle regole da rispettare o da mostrare a questi ragazzi che se fai così hai così e se fai colà hai colà? Come facciamo? Cioè questo dico, puniamo che cosa? Se già di suo non sanno cos'è il buono e cos'è il cattivo, perché secondo me i ragazzi di oggi non lo sanno. Lo vediamo purtroppo tutti i giorni, vediamo adesso a Jesolo cosa sta succedendo, alla sera a Jesolo. Giocano con la morte, giocano, cioè, non hanno paura della morte. Tutto un rischio, cioè loro rischiano perché si sentono onnipotenti, si sentono super patres, ma non è così. Ecco, io alle punizioni sarei favorevole, però alla base mi devi dare delle regole ben precise, che secondo me oggi non ci sono. La nostra società non le ha. Sentiamo Miriam cosa dice anche come editrice, quanto è importante investire nella cultura per questi ragazzi. Io investirei là, nella scuola, nella cultura, è là il dopo scuola. Cos'è il dopo scuola nel 2026? C'è un dopo scuola con la cultura? Prego Miriam. Allora, molte realtà nascono all'interno della famiglia, positive e negative. Noi in casa editrice abbiamo giovani autori che si presentano, ma la mamma ha deciso di regalarmi per i miei 18 anni la pubblicazione di un libro e ci arriva un testo terribile, il testo di un ragazzo che non è capace di scrivere, che non ha nulla da dire, ma gli amici lo stanno aspettando sui social. Ecco, di fronte a un esempio di questo tipo, cioè realizzi il vuoto che c'è intorno. Quindi tutti pubblicano un libro, ecco anch'io voglio pubblicare un libro, però questo ragazzo non aveva nulla da dire. Un libro fatto di pochezze, di io qui, io là, io su, scritto malissimo, quindi carenza nella scuola, anche perché non sanno scrivere. Ecco, e il regalo da parte dei genitori: ti facciamo pubblicare un libro. Ecco che qui anche ti viene a mancare proprio il materiale per rispondere, il materiale per suggerire le soluzioni. Ecco, io non le ho. Come anche voi avete detto, dove ci attacchiamo per cambiare le cose se non con l'esempio? Togliendo questi maledetti strumenti che diamo in mano a 4 anni, ricominciare a dare i fogli di carta e le matite, a disegnare, a scrivere, e si può tornare indietro perché a 4 anni non è lui che decide cosa deve avere in mano, sei tu che gli dai in mano gli strumenti per crescere. Poi sono d'accordo con te Miriam, man mano che cresci inizi ad usare anche la nuova tecnologia, ma ti accompagno però, sì, non è che adesso ti butto là e vai perché tanto alcune così cose non tranquillo. sono controllabili, Mirella, perché entriamo nel discorso dell'intelligenza artificiale. È un mostro. Allora, una nostra editor, io vi faccio i miei esempi perché di questi insomma stiamo parlando,
Una nostra editor che ha in mano la correzione del testo mi chiama e dice: Miriam, c'è un problema, è evidente che dalla pagina 40 alla pagina 82 è stato scritto con l'intelligenza artificiale, perché le prime 20 pagine hanno un'impronta, usa dei vocaboli, le frasi sono costruite in un certo modo, poi all'improvviso sembra scritto da un'altra persona. Ma come si sente costui che invece di scrivere il proprio libro lo fa scrivere dall'intelligenza artificiale? Cioè, che cosa gli dici? No, io non so che cosa dire. Perché bisogna accompagnarli, anche l'intelligenza artificiale andrà bene negli ospedali, andrà bene in certe situazioni, ma poi non è che io ho un insegnante che ha detto io non do più compiti a casa perché venivano tutti fatti con l'intelligenza artificiale. Perciò, come li fermi? Mirella, come li fermi? Con le regole. Tu mi dicevi con le regole che non ci sono, mi dicevi che nella tua che abbiamo Maurizio da Conselli, se non mi cade la linea. Vai Maurizio. Ciao Mirella e buongiorno. Ciao. Alle tue ospiti. Buongiorno. Allora, qua i temi sono molto scottanti anche oggi, tanto per cambiare. Bene. Allora, per quanto riguarda i giovani, siamo sempre alle solite. Se non vengono educati con il pugno di ferro, qua non ne usciamo più, ok? Io sono d'accordo con quello che ha detto il signore prima, non mi ricordo il nome, mi sembra Raffaello, credo, se non sbaglio. Raffaello. Ecco, guarda Mirella, io sono d'accordo con lui al 100%. Per quanto riguarda la cattiveria nel mondo, qui adesso tocchiamo un tasto dolente. Allora, sapete quante sono le nazioni stati canaglia che naturalmente quei soldi che girano in tutto il resto del mondo costruiscono il nucleare? Ecco, allora, uno di questi è l'Iran, quello che sta cercando il signor Trump. A qualcuno naturalmente lo vede come un istigatore, no. Questi stati non devono, già sono pericolosi di per sé, non devono avere il nucleare, ok? Ecco, poi non ne parliamo del coreano, il Pyongyang, ecco, quello là, se uno gli va a stiare i piedi, quello là dall'oggi al domani ti invia una supposta. Ecco, allora dobbiamo cercare di capire per quale motivo si è innescata la cattiveria contro questi stati canaglia che sono una quindicina. Attendo vostre risposte e buona giornata. No, ti rispondo con Vanacci sui femminicidi. Andiamo a sentire femminicidi Vanacci. Ti rispondo con Vanacci. Non esiste il femminicidio. Perché un reato non è più o meno grave in base al sesso, al colore della pelle o alla religione di chi lo commette o di chi lo subisce. Queste le parole di Vannacci espresse dal palco dell'Assemblea Costituente di Futuro Nazionale che stanno risuonando in tutta Italia. L'ex generale si era soffermato sul femminicidio, l'uccisione di una donna o una bambina motivata da ragioni di genere, reato disciplinato dall'articolo 577 bis del Codice Penale, escludendo che debba essere trattato separatamente dall'omicidio. Affermazioni che hanno scatenato reazioni da tutte le parti. Ecco cosa ne pensano le persone intervistate a Barcola. Che cosa ne pensa? Che esista, basta. Ha ragione, però lui non dovrebbe mettere il cognome per vedere che cosa dicono senza che lui lo abbia detto, dei suoi pareri. Se dicono che l'ha detto Vanacci, chiaro che dicono di no. Chiaramente il femminicidio è un omicidio, quindi è una cosa da condannare. Penso tutto il negativo che vuoi su questa affermazione qua. Il femminicidio esiste, come anche no, hanno fatto bene a lasciarlo come si può dire, accusa, perché non è un omicidio qualsiasi, dai, con i tempi che corrono specialmente. Non ho molta stima di Vannacci, quindi lasciamo perdere. Ma penso che quello che esce dalla bocca di Vannacci è sempre da valutare, comunque credo proprio che esista. Non ci sono problemi. Non condivido niente di quello che lui può dire. Esiste e purtroppo dobbiamo renderci conto che invece la legge deve esistere e anche una condanna quando vengono presi. Assolutamente non sono d'accordo. Beh, io la penso al contrario di Vannacci. Penso che Vannacci
attoppato, come ho sentito dire un'altra triestina. E lei cosa ne pensa? Che diamo troppa importanza a Vannacci. Un femminicidio è uguale a un altro, tutto, è inutile dargli il nome agli omicidi. Allora, io penso che quando una persona sfrutta una donna fino all'ultimo momento e al momento che si ribella dello sfruttamento dell'uomo che ha vicino e la ammazza, è peggio di avere un omicidio. Il femminicidio è una cosa gravissima. Allora abbiamo Daniele da Vedelago. Vai Daniele. Pronto, buongiorno. Mi vuoi fare una riflessione sui telefonini? Sì. Perché si dà ai bambini i telefonini, quelli di ultima generazione? Devo dare un telefonino di quelli normali con 5 euro dentro, da chiamare in caso di urgenza di bisogno. Non si può dare mai i telefonini perché li roviniamo. Buongiorno. Grazie Daniele. Allora sentiamo Irene come commenta, perché appunto abbiamo iniziato prima a parlare di regole. Le regole vanno messe su qualsiasi cosa, se non hai le regole, ma sono i ragazzi stessi che chiedono le regole. Forse non abbiamo mica capito che loro stanno chiedendo di avere delle regole. Prego Irene. Brava, hai centrato proprio l'obiettivo che volevo centrare io, cioè nel senso, io non sono mamma, ma ci provo a dire la mia su questo. Cioè io penso che se a casa è tutto proibito, no questo, no quello, no l'altro, e quindi si pensa di creare un bambino modello, questo bambino modello quando esce ti trasforma ed è portato poi a raccontare le bugie. La famosa maschera, no, che si mettono. Sì, perché poi quando esce è chiaro che vuole provare il proibito a casa, telefonino, qualsiasi cosa. Quindi io dico, perché proibire tutto? Con delle regole si può far sì che tutto sia possibile, ovviamente nei limiti e a seconda delle cose di cui parliamo. Quindi per quello volevo agganciarmi a prima, perché non venga fraintesa la cosa che ho detto prima, cioè che sono contraria alle punizioni. Sono contraria alle punizioni se date a caso. Se invece si danno delle regole e vengono rispettate dentro casa e fuori casa, ok. Ma se tu dentro casa dici no a qualsiasi cosa e poi fuori tuo figlio fa tutto e te lo nasconde e poi lo punisci, secondo me non ci siamo. Ecco, questa è la mia idea. Presentando questo libro Ho imparato a volermi bene, hai fatto una cosa molto importante, hai fatto una prevenzione anche alla malattia, che avevamo iniziato a parlare. Tu stai facendo prevenzione con questo libro, perché leggendolo si capisce cosa vuol dire questa patologia, ecco, cosa vuol dire fin da piccoli avere le cure adeguate, il supporto adeguato, perché sì la malattia, però diritti e doveri anche nella malattia, o sbaglio? Cioè io non devo essere fortunato ad incontrare le persone che possono aiutarmi a vivere meglio, io devo avere quello che mi spetta di diritto, ma non c'è questa informazione. Assolutamente, i genitori si vedono a volte veramente storditi quando veramente danno l'esito. Signora, non sappiamo, malattie rare ad esempio, no? Sì, parliamo delle malattie rare. Prego Irene. Sì, nel mio caso, agganciandomi anche alla lettura di prima, parliamo dei primi anni '80, quando è stata scoperta appunto questa malattia. E gli ospedali locali non erano preparati, sostanzialmente non era una malattia conosciuta. Grazie a questo luminare scoperto tramite un programma televisivo, tra l'altro, i miei sono riusciti ad avere una diagnosi. Quando siamo arrivati da lui, la diagnosi era colesteatoma, eravamo a 1 millimetro dal cervello. Cos'è un colesteatoma? Il colesteatoma è un tumore benigno, perché è pur sempre un tumore benigno, che sostanzialmente immagazzina tutto ciò che trova all'interno dell'orecchio. Lui si forma una sacca e mette dentro tutto quello che c'è nell'orecchio svuotandolo. Solamente che la sua pericolosità qual è? Che può arrivare al cervello oppure al nervo facciale e così facendo porta insomma a delle problematiche ben importanti, tra cui anche a volte la morte. E quindi grazie a questo professore lì iniziai i primi interventi. Perché dico primi? Perché io di interventi chirurgici per colesteatoma ne ho avuti 33. Perché purtroppo l'unica cura per questa malattia è l'intervento chirurgico.
Quindi oggi con te, Mirella, se posso, il mio personale pensiero va a tutti quei bambini che all'epoca avevano fatto il viaggio della speranza in questa clinica privata, perché non era coperto nulla dal Servizio Sanitario Nazionale, e soprattutto a quei bambini che non hanno avuto la stessa fortuna che ho avuto io di farcela, perché la famiglia che non poteva, non poteva. O di trovare la soluzione. Di trovare la soluzione. Luciano da Desenzano del Garda, vai Luciano. Mirella, ciao, buongiorno alle signore, buongiorno. Tanti auguri alla signora, speriamo. Niente, ho sentito le ultime 2 telefonate e sono d'accordissimo. Ai giovani fino a 18 anni non dovrebbero avere a 13-14 anni tutti questi telefoni dove vedono tutto e si rovinano la vita, tra parentesi. E dopo sulle guerre, le bombe atomiche dovevano tenerle solo l'America, l'Inghilterra e la Francia. Purtroppo le ha il Pakistan, l'India e sono tra parentesi in guerra per il Kashmir, no? La Corea del Nord, questo piccolo delinquente, assassino, se l'avesse l'Iran, ma il Papa, scusi, il Papa è una persona che sa queste cose. L'Iran tutti i giorni parla di distruggere Israele. Come fai a lasciare costruire la bomba atomica a un paese che vuole distruggere l'altro? No? Siamo in un bel casino. No? L'ONU è servito a niente finora, non è servito a niente, costa 50 miliardi di personale l'ONU. Dovrebbero mettersi insieme, secondo il mio modesto parere, tutti i grandi paesi del mondo, l'America come ha fatto ieri, e anche il Papa, e piano piano, come ha fatto Reagan e Gorbaciov, eliminare tutte le bombe atomiche. Forse non finiranno le guerre, ma vi saluto tutti, vi saluto, buongiorno. Grazie, ciao Luciano, grazie della riflessione. Ognuno fa le proprie riflessioni ed è giusto ascoltare anche le persone che hanno voglia di dire la sua. Sì. Allora Miriam Marguzzi, come chiudiamo? Con quale messaggio vuoi lasciarci come editrice? L'importanza della cultura, di investire sulla cultura, questa polemica su questa editoria per la presentazione di questo libro, mi devo iscrivere. Cacciari era indignato, ha detto ma di cosa stanno parlando, ma cosa il patentino? Ecco, tu come editrice cosa vuoi dire? Perché siamo anche curiosi, voglio sentire anche la tua opinione. Ecco, noi siamo una piccola casa editrice e facciamo parte dell'Associazione Editori Veneti. E come associazione abbiamo un po' sorriso su questa cosa, perché lascia il tempo che trova, perché poi nella realtà tutti noi ogni giorno viviamo il nostro lavoro, viviamo la nostra vita a contatto diretto con i nostri autori che seguiamo con amore, con affetto e le fiere, le manifestazioni sono sempre un crogiolo di polemiche e quindi magari sfumano nel nulla, magari firmeremo questo patentino, tanto uno più uno meno, perché poi non è che ti metti a fare il Don Chisciotte della situazione, ecco, perché in qualche misura insomma dobbiamo andare avanti, però ecco, vi posso assicurare, fare l'editore ha una grandissima, come dire, responsabilità, ma anche una grande soddisfazione per venire in contatto con delle persone meravigliose, come è stato con Irene, quando ci siamo conosciuti, è stato un momento proprio, abbiamo lavorato benissimo insieme, ci siamo confrontate. Mi ha fatto un po' impazzire per realizzare la copertina, perché aveva bisogno di riconoscersi e quindi il grafico, ma non ho capito, e fai un'altra prova, ma questa non le va bene, no, fai un'altra prova. Alla fine, quando gli è stata mandata questa, ha detto: Miriam, è questa che volevo, perché qui c'è tutto il mio dolore, tutto quello che io ho vissuto, però ci sono io e c'è il futuro, il sole
lo sprazzo di luce che si accende, questa sono io. E quindi è stato, ecco, giusto così per celiare, anche la copertina è l'immagine di chi ha scritto il libro. Sì. Irene, come ci saluti, con quale messaggio? E sempre complimenti. Grazie, ti ringrazio. Il messaggio che vorrei dare, scusami la ripetitività, è agli insegnanti per il nuovo anno scolastico. Una raccomandazione che ho fatto anche prima. Preparatevi se sentite di non essere preparati abbastanza, informatevi e mi raccomando, trattate tutti i bambini e adolescenti allo stesso modo. Non create diversità, questa è una cosa che vi chiedo davvero col cuore in mano. Grazie veramente, grazie, sono stata veramente contenta di aver ospitato sia Mira Marcuzzi che Irene Vianello, perché veramente è una pillola di saggezza anche questa mattina con questa Sveglia Veneti abbiamo cercato di darla, perciò svegliatevi, Sveglia Veneti. Pubblicità. Io vi presento un'altra graditissima ospite, abbiamo in presenza Alberta Rastelli, Associazione Il Cielo in una stanza, voi l'avete già conosciuta, Alberta è un'altra tosta, un'altra guerriera, abbiamo appena lasciato Irene Vianello con il suo libro Ho imparato a volermi bene, adesso arriva Alberta Rastelli, l'Associazione Il Cielo in una stanza. Allora, per chi non avesse in passato, perché è già stata ospite Alberta, conosciuto Alberta, ripresentati e vediamo che Alberta si presenta questa mattina, mercoledì 17 giugno. Io sono nata il 17 settembre, perfetto. Quindi è il giorno perfetto. No, niente, la mia vita di disabile è iniziata nel 2013 con un incidente e un'amputazione. Diciamo che la mia... Alla gamba sinistra. Io nella sfiga, perché io mi ritengo una sfigata fortunata, dal momento che mi è successo questo incidente, da quel momento tutto il mio percorso è stato fatto con persone che mi hanno curato, portato avanti, risolto determinate situazioni, quindi da un certo punto di vista io sono tra le più fortunate, perché talvolta da una disgrazia c'è la disgrazia peggiore, incontrare professionisti prima di tutto, perché per noi è risolvere il problema a livello medico, a livello strutturale, fisico, e quindi la parte mentale viene un attimino messa da parte. Quindi quando fisicamente ti ripresenti, io ho avuto la fortuna di avere dei professionisti che mi hanno rimesso fisicamente, mi hanno salvato il ginocchio perché doveva essere un'amputazione. Cosa è successo? Cosa ti era successo? La macchina è scesa dalla rampa e quindi io sono stata anche fortunata lì. Perché, ma colpa tua, da sola oppure? Non da sola, nel senso perché c'è stato un processo, un processo che poi a mio favore non è risultato, è andato in prescrizione e quindi lasciamo stare. Passato anni anche lì, oltre a risolvere il problema, con le assicurazioni, con gli avvocati, che quando tu entri in quel sistema lì non ne vieni più fuori. Mamma mia. Però alla fine si è chiuso. Però io dico che ci deve essere il dopo, la fortuna di incontrare varie persone che ti riescono a portare fuori da un inizio traumatico, che è un trauma, perché la mia vita si è capovolta, però è ritornata a riemergere. Mentalmente io sono sempre la stessa, perché se mi incontravate prima dell'incidente ero così. Quindi per fortuna dico io, perché non è grazie all'incidente che io ho visto la vita positiva. La vita positiva la vedevo anche prima. Però ho eliminato delle cose inutili mentali, ok, che 3/4 della nostra vita andiamo a percorrere.
ed ho indirizzato il mio sistema in qualcosa di più utile per me stessa, prima. Perché prima c'è l'accettazione nostra, della nostra disabilità acquisita, che è Vediamo anche le immagini di Alberta, intanto che Alberta parla. Vai Alberta. E quindi io voglio trasmettere che la disabilità, ecco, questo è il sitting volley, perché avevo intrapreso e poi dopo per motivi appunto sempre, perché purtroppo non tutto puoi fare, cerchi di fare fisici, perché mentali puoi fare tutto. Zero con Alberta questo è il gruppo Down special che ultimamente, perché io ho partecipato così a livello non attivo. Questo è il ragazzo Enrico Trevisan, che a 20 anni ha fatto un tuffo ed è 30 anni che è ridotto così. C'ha una mente intelligente. Quando io vado da lui, che lui è peggio di me, perché io vivo e sono autonoma, lui purtroppo sono 30 anni che è così. Però quando vado da lui mi dà una forza, una carica. Già sei carica, perciò pensa che Alberta esce. Saluto anche Mara Girardi, Associazione Fattibilismo. Grazie Mara. Ecco, ciao Mara, come stai? Microfono Mara, perché non ti sento. Giusto? Eccolo qua. Allora Molto Mara, bene. non so se hai sentito Alberta Rastelli, questa guerriera, questa voglia di vivere, di essersi, di vivere la quotidianità. Presentiamo anche Mara Girardi con questa associazione. Prego Mara. Noi ci chiamiamo Fattibilimo, siamo nati 6 anni fa e praticamente è un'associazione che si occupa di ragazzi con disabilità, ragazzi e adulti. Si occupa di inclusione, di amicizia, di partecipazione alla vita del territorio. Da un anno a questa parte abbiamo acquistato una casa per il dopo di noi e ci vivono 8 persone sulla cinquantina d'anni, anche qualche anziano che ha bisogno di stare in compagnia. E ad oggi, in questi giorni, è partito dall'8 di giugno, sono partiti i centri estivi. Centri estivi che sono pieni di persone di ogni tipo e di ogni genere e che praticamente hanno a che fare sia con persone con disabilità. Noi includiamo gli abili, abbiamo ragazzi che fanno PCTO, abbiamo volontari adulti che vengono a lavorare, quindi è inclusione a 360 gradi. Ed inoltre danno modo alle persone di stare bene, perché non è che noi aiutiamo i ragazzi disabili, è una cosa intera di tutti. Senti Mara, il problema è noi abbiamo iniziato con questa mostra voluta dai familiari di questi ragazzi, poi vedremo delle immagini, che si chiama Io ci sono, perché questi familiari, ecco, sono stanchi di vedere i loro figli messi da parte, nel senso non c'è inclusione a 360 gradi. Io non devo essere fortunato a trovare quell'associazione, quel medico, quell'insegnante, io dovrei avere il diritto di vivere la quotidianità, perché mi muovo in maniera diversa, tanto è vero che tu sai che odio la parola disabili, ma li chiamo diversamente agili, perché si muovono in maniera diversa, ma hanno delle menti eccelse, sono dei creativi poi numero uno. Il problema è come questa ragazza che ha scritto questo libro, Sorrido a me stessa, che fa parte di questa mostra Io ci sono, ha detto qui, l'ho invitata più volte, è vero che io ho un lavoro, certo che ce l'ho, però non riesco a fare strada, non mi lasciano, sono là, faccio il mio lavoro e io sono sicura che potrei arrivare, potrei fare molto di più, ma non mi lasciano. Tanto è vero che i sindacati tutti dicono che non ci sono le assunzioni.
Cioè ci sono delle agevolazioni per le imprese che assumono queste, però i numeri non tornano. Allora Mara, Ma non è corretto neanche questo. Ecco, allora spiega dal tuo punto di vista, prego. Allora, a parte che noi abbiamo ragazzi, allora c'è una differenza tra chi ha una disabilità e ha delle protesi e la testa che funziona, e gli altri che hanno la testa che funziona un po' meno. Non è una cattiveria, è una cosa normale. Tutti possono dare. Qual è il problema? Che a mio parere, ho visto anche con la mia esperienza, non si è preparati nelle aziende, nel territorio, ad avere la capacità di accogliere queste persone, perché tutto è fatto per chi non ha problemi di nessun tipo, ma non sto parlando del discorso disabilità, ma abbiamo anche ragazzi che sono timidi, abbiamo persone che magari fanno fatica a vedere il loro corpo, cioè o sei perfetto dalla A alla Z o altrimenti non c'è inclusione. Per esempio a scuola, perché in una classe di 25 abbiamo solo una persona diversamente agile, come dici tu, e basta? Con chi sta? I professori non sono preparati all'inclusione. Io vedo che quando andiamo a spiegare che facciamo gite, adesso noi facciamo i centri estivi, abbiamo 50 persone, ragazzi che faticano a trovare il loro posto, ragazzi che sono timidi, ragazzi che sono spaesati e sono stati mandati dai genitori piuttosto che stare a casa, ragazzi che si sentono soli, ragazzi che scoprono di essere utili. Abbiamo di tutto. E questo non è che sia semplice, perché ognuno di questi ragazzi ha un suo modo di arrivare all'obiettivo, un suo tempo. I tempi non sono considerati. Dobbiamo andare tutti uguali, altrimenti vengono lasciati indietro. Cioè, manca una preparazione di base per le persone nel territorio, che siano aziende, che siano commercianti, che siano gruppi sportivi, gruppi dell'oratorio. Cioè, abbiamo avuto ragazzi che non sono stati ammessi ai centri estivi dell'oratorio, per dire. Quando vengono qua i genitori da noi per i nostri centri estivi, chiedono: ma serve una persona, un educatore per lui? Allora, la prima cosa che facciamo è: vediamo. Però tutti i nostri ragazzi, noi oggi siamo 50 qui nella nostra sede, tutti i nostri ragazzi non hanno bisogno di un operatore, perché vengono considerati come tutti gli altri. C'è questa differenza. Poi certe volte abbiamo il genitore che fa fatica. Vedi Però, Mara, tu hai detto non è così, però poi hai spiegato che è proprio così, perché non c'è preparazione. Io sono convinta, Mara, lo dico anche a Alberta, che non è vero, Mara, è il problema che, come hai detto tu la parola, bisogna rallentare quando assumi queste persone, perché hanno dei tempi diversi, e rallentare crea problemi all'azienda, bisogna correre, esatto, bisogna correre sempre più forte, non bisogna rallentare. Invece queste persone hanno bisogno di rallentare un po' per inserirsi. Cosa ne pensi, Alberta? Io sono d'accordissimo, anche perché oggi come oggi scuola e famiglia non c'è collegamento. Dal mio punto di vista, talvolta la famiglia, perché ha degli impegni per lavoro, per tante cose, delegano all'esterno, quindi scuola, centri, però non c'è un vero collegamento, perché quando il ragazzo, il bambino, perché quando è già adulto, 15-16, già è troppo tardi, ma quando il bambino rientra a casa e magari ha voglia di comunicare col genitore, ha voglia di dire: guarda, oggi ho fatto così, e quindi dall'altra parte ci deve essere l'ascolto. Non puoi delegare l'ascolto agli altri. No, non c'è proprio il genitore, perché è al lavoro. È al lavoro. E quindi quando rientra il genitore dovrebbe, cioè nella normalità, perché ognuno
Nella normalità, qui 10 minuti, un quarto d'ora, fare in modo di collegarsi con col figlio o la figlia e capire cosa vuole trasmettere. Quindi interloquire con i propri figli significa creare una sicurezza, perché dai al figlio che c'è un punto di riferimento in qualsiasi momento. Nel tuo caso può essere lo sport, ad esempio, no? Sport? Che lo sport non al 100%, ma il 70 all'80% collega e dà la possibilità al bambino che deve cercare, al ragazzino, deve cercare qualche appiglio per sentirsi utile, importante. Sicuro. Sì, la sicurezza di un punto di riferimento. Livio da Padova, poi continuiamo. Vai Livio. Ciao Mirella. Ciao. Saluto la signora che è in studio con te. Non ho ben capito perché stavo facendo un altro lavoro, che ha avuto quell'incidente in moto. In macchina. Sì. E ha perso una gamba. Macchina. Però si è ripresa la vita, mezza gamba, Perché mezza gamba. grazie ai medici me l'hanno salvata in qualche maniera. E ha aperto un'associazione sportiva che abbiamo visto. Sì, anche culturale. Anche culturale. Questo che volevo sapere. In cosa è consistito l'incidente? Da rampa la macchina è scesa, io uscivo dal garage in quel momento, sbam. Perciò adesso ho capito, porta una protesi, insomma. Ho una protesi, diciamo, transtibiale, perché sono riusciti a salvarmi il ginocchio. E grazie al dottor Bertoni, primario del Cafoncello, di ortopedia complessa chirurgica nel 2013, e mi ha salvato il ginocchio. Naturalmente il ginocchio era dritto perché hanno dovuto operare in qualche maniera. Sono 13 anni che io, fra riabilitazioni, palestre, ho cercato di rimettermi in carreggiata. E ci è riuscita in pieno, te lo posso assicurare. Sì, lei è un numero uno. Sì, un numero uno. Grazie Livio, grazie. Mara, cosa vuoi dire di questa situazione un po' così preoccupante? Perché adesso speriamo che anche in Regione, visto che il nuovo Presidente, l'ho detto anche questa mattina all'inizio, ha messo i sociali al primo posto, ecco, ci sarà anche una serie di cambiamenti regionali per chi si occupa di sociale, almeno abbiamo sentito così. L'importanza è la persona, ecco, non il numero ma la persona. Cosa vuoi dire? Perché il genitore ha bisogno di sentirsi sia lui una persona ma anche il figlio, non un numero da gestire. Prego. Mara. Allora, a parte il fatto che dico alla signora lì che io sono un'insegnante di educazione fisica, ecco. E ho mollato tutti i miei lavori per stare con i ragazzi, e lo sport è stato la goccia che ha fatto crescere questa associazione. E qui l'importante, quello che noi stiamo facendo sia a livello sportivo che a livello culturale, è entrare nelle scuole. Noi per esempio quest'inverno abbiamo fatto il progetto Tenerezza alla scuola qui di Mogliano, al liceo Berto, per far capire la differenza tra tenerezza e gentilezza. La tenerezza guarda i sentimenti, lo stato d'animo di una persona. C'è sempre più menefreghismo da parte delle persone in generale. Pensa che ho avuto un ragazzo qui, un ragazzo che è venuto a fare PCTO, che vuol dire alternanza scuola-lavoro, un ragazzo meraviglioso, normale. E è successo che una delle nostre ragazze si è fatta male e tutti sono andati intorno a lei, gli hanno portato l'acqua, la sedia, e come stai, non ti preoccupare, non è niente, eccetera. Il ragazzo è rimasto scioccato perché ha detto: se succedeva a me a scuola mi avrebbero lasciato lì. I termini che ha usato lui non sono questi, ma non posso ripeterli. Comunque lui ha detto: mi avrebbero lasciato lì con il mio male alla gamba, invece qui tutti ci accolgono, tutti si aiutano. Quindi il lavoro che noi stiamo facendo è nelle scuole. Io vado con 28 ragazzi dentro la scuola, nella classe, a lavorare sul discorso tenerezza,
e gentilezza. Ma ascolta, Mara, lo dico anche a Alberta, non pensi che sia il caso che anche l'informazione dovrebbe dare visibilità agli esempi buoni, che sono tanti, di questi ragazzi, invece di continuare a propinarci sempre gli esempi cattivi dei ragazzi che si comportano male, mentre abbiamo una marea di ragazzi che si comportano bene, che aiutano, che lavorano. Io ho detto ieri che vedo nei bar, nei ristoranti, nei bagnini al mare, in montagna, tutti i ragazzi giovani che lavorano, tutti studiano, stanno cercando di arrotondare. Ma allora questi esempi ci sono o non ci sono? Prego. Ce ne sono tantissimi. Il Piaget diceva che i bambini imparano per imitazione. Se noi continuiamo a mettere i nostri figli davanti alla televisione e fanno vedere femminicidi, guerre, ragazzi che fanno quei disastri, che distruggono le città, che si divertono a dar fuoco alle macchine, cosa insegniamo ai nostri ragazzi? Io ho capito che le notizie negative fanno più audience di quelle positive, però è ora di dare un taglio a queste cose qui. Io sono stata a Spello la scorsa settimana, eravamo in 150 persone, 70 associazioni che lavorano per questi ragazzi super mega speciali, a fare attività, laboratori sulla disabilità, sull'inclusione lavorativa, su cosa fargli fare. Cioè, c'è tanto di bello. Ma chi ha visto questa roba? Scusa, ma chi l'ha vista sta roba? Io non l'ho mica vista. No, è una cosa che è stata fatta, non viene pubblicizzata, ecco. Però ci sono varie attività che vengono fatte. Ma allora gli esempi dove li andiamo a prendere? Allora, Alberta Restelli, cosa vuoi dire? Tu invece che di esempi, ecco, cerchi di portarli, di farli conoscere, Prego. Io appunto per quello anche tante volte quando qualcuno punta tantissimo su appunto dei fatti negativi, ma bisogna comunque sempre andare all'origine. L'origine è un essere umano quando nasce, cresce, è puro, cioè non ha niente, è zero. Lo si deve anche un cane, bisogna darle delle regole, dei percorsi, delle sicurezze, dei punti di riferimento. Quindi un essere umano quando cresce, la prima cosa che vede è la famiglia. Quindi la famiglia è l'impostazione primaria. Poi c'è l'asilo, c'è l'elementare, le medie. Questo è un percorso che l'essere umano, da neonato a poi adulto, procede. Nei primi anni sono quelli che danno delle indicazioni ben precise del mondo esterno. Se tu del mondo esterno, io ero in banca, bambino sul, come si chiama, passeggino, 2 anni perché era già... Col cellulare in mano? Infatti, però voglio far capire la prima fase del cellulare in mano. La mamma seduta che aspetta il turno, il bambino a un certo punto non ce la fa più. Lei cosa prende? Prende il cellulare, gli schiaffa lì, e questo qui, vede, cioè io mi sono, ho visto il bambino che guardava, ho detto, ah bene, bene. Allora è inutile che noi ci lamentiamo quando i nostri figli, mio figlio ha già 45 anni, quindi quello che ho fatto, bene o male l'ho fatto, e sono contenta di mettere nel mondo, ho immesso nel mondo una persona completa. Sport, perché elimina, dopo non è garantito. Non è però garantito. Almeno ci provo. Però la famiglia si deve dare un impegno, se no i figli non si possono fare, perché non è un peluche che quando ti ricordi, aspetta un momento, ogni tanto lo lavi, lo spolveri, lo prendi in mano, lo porta a casa, ci sono quei bambolotti che sembrano, quelli sono gli ideali.
Andiamo a Trieste, andiamo a vedere invece questa sedia disabile e libri pedoncin. Andiamo a sentire. Un'attenzione sempre alta, quella del Comune di Trieste, verso le persone con fragilità, testimoniate una volta di più oggi allo stabilimento balneare La Lanterna per tutto il Pedocin. Lo storico bagno triestino si è dotato del Sea Track Mover, un sistema che permette alle persone con disabilità di raggiungere l'acqua in autonomia grazie a una speciale sedia che scorre su binari fino al mare. Il dispositivo, alimentato da energia solare e realizzato in acciaio inox, è stato installato sulla spiaggia insieme a una passerella in legno per agevolare il passaggio delle carrozzine. L'intervento rientra in un più ampio percorso di miglioramento dell'accessibilità e dell'inclusione all'interno dello stabilimento. È il primo dispositivo di questo genere di cui si dota il Comune di Trieste, un investimento di circa 50.000 euro che permette l'accesso al mare alle persone con disabilità. La grande caratteristica che ha questo dispositivo è che è possibile spostarlo con facilità, quindi oggi è stato presentato nel lato uomini ma può essere spostato nel lato donna a necessità. È un dispositivo completamente sicuro e innovativo, quindi siamo soddisfatti di averlo acquistato, già esiste nella nostra provincia ma abbiamo deciso di portarlo per qui perché qui proprio c'era la necessità di questo intervento. Oggi è una giornata meravigliosa perché abbiamo inaugurato uno strumento che consente alle persone con fragilità di fare il bagno o anche, come diciamo noi, di mettersi in smoio. Ma non è solo questo, è davvero molto di più. È un segnale importante, un segnale di attenzione per una città che vogliamo costruire, che stiamo costruendo, attenta ai bisogni delle persone. Tutte le persone, nessuno escluso. Ma ci sono anche altre novità. Al lato uomini e lato donne sono stati infatti inaugurati 2 nuovi punti lettura con scaffali e spazi dedicati al relax, aderenti al progetto cittadino della biblioteca diffusa. La giornata è stata anche l'occasione per fare il punto sul gradimento degli utenti. Dal questionario distribuito nel mese di maggio emerge un giudizio molto positivo sul Pedocin, con una valutazione media di 4,6 su 5. Tra gli aspetti più apprezzati figurano la cortesia del personale, il comfort degli spazi e la pulizia degli ambienti, che ha ottenuto uno dei punteggi più alti. Vedete che un po' alla volta ci arriviamo, la cultura, la tecnologia per le fragilità, basta investire, non mi sembra che siano cifre pazzesche. Prego Alberta. No, allora, quello del bagno, il bagno ha toccato un punto sensibile, perché io amo il mare. Certo. Per me l'acqua è fantastica. La prima cosa che facevamo, spiaggia e acqua. Io per 13 anni, sì, mi sono bagnata perché la sensazione di entrare dentro, anche perché avevo momenti mentali, perché sprofondavo, non riuscivo, essendo che non ho una flessione ottimale, quindi andavo in panico. Certo. E quindi so cosa vuol dire. 2 anni fa a Ibiza, perché l'acqua era meravigliosa, per la prima volta dopo 2 anni fa, quindi sono 12 anni, ho fatto il bagno. Come si deve? È una sensazione meravigliosa. Io quando ho visto quella sedia che entrava nell'acqua, mi vengono i brividi, perché provo la sensazione dell'individuo che dopo tanto tempo riesce a fare a essere libero in acqua. Acqua salata. Sentiamo anche Mara, cosa dici Mara? Grande tecnologia per le fragilità, meglio di così? Felicissima del Pedocin, perché io porto spesso una mia compagna di università che è rimasta tetraplegica, la porto al Pedocin e fino alla scorsa estate entravamo con la sedia a rotelle. Adesso che vedo questa cosa e devo andare su da lei domenica, sono felicissima. Non la sapevi, Mara? No, non la sapevo. La mia compagna si batte per queste cose, per il parcheggio, proprio al Pedocin, per cui sono felicissima di questa cosa. L'altra cosa che volevo dire, a proposito di cosa fare per l'inclusione, per sensibilizzare le persone, noi abbiamo fatto uno spettacolo l'anno scorso intitolato Love, 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 dove eravamo in 70 ripeto, è brutto dire, però abili e disabili insieme, grandi, piccoli, medi, tutti. Quest'anno abbiamo iniziato una favola per sensibilizzare la cittadinanza sul fatto che non esistono
teatri a misura di disabile, perché ci sono solo 2 posti per le carrozzine, i bagni spesso sì, ci sono i bagni per disabili, ma non si può arrivare con la carrozzina, per esempio. Se vogliamo fare lo spettacolo abbiamo una scaletta da superare, quindi tante problematiche difficili da fare, e abbiamo iniziato questa nuova avventura aprendo la possibilità a tutti i cittadini di Mogliano e dintorni per venire a cantare, suonare, ballare, recitare, fare tutte queste cose, perché è così che facciamo l'inclusione. A tal proposito noi abbiamo anche fatto questa iniziativa 12 gesti d'amore, che è un'iniziativa per aiutarci a trovare delle risorse economiche per portare avanti i progetti. Sono solo 100 euro al mese. Chiediamo alle aziende se hanno voglia di mettersi in contatto con noi e di aiutarci per portare avanti i progetti di inclusione. Molto importante. Allora andiamo a vedere cosa prevede questa riforma disabilità, questa parola che ancora continua. Andiamo a Treviso. Molti medici di base in difficoltà, come già sono, avendo tantissimi pazienti, non si sono certificati come medico certificatore. Pertanto molti cittadini si trovano sprovvisti di quella che è la figura principale di riferimento, ovvero chi redige il certificato medico. Quelli che erano i timori della vigilia stanno diventando realtà. La difficoltà a trovare medici certificatori, figura prevista dalla riforma sulla disabilità, sta creando non pochi problemi a quei cittadini che devono presentare domanda di invalidità. Nelle difficoltà che una persona può avere nel reperire il certificato, abbiamo assistito all'apertura di studi e uffici che fanno questi certificati con costi che spesso i cittadini non riescono ad affrontare, e sì che anche questo poi rischia di rientrare in quelle tipologie di prestazioni che se uno non ha i soldi non può neanche accedervi. Iter che inizia proprio con la stesura di un certificato medico introduttivo. Il rischio dunque è che qualcuno, non trovando nelle vicinanze un medico certificatore e non avendo le disponibilità economiche per pagare un certificato nelle agenzie preposte a questo, rinunci sin da subito a presentare la domanda. Per questo motivo il sindacato si sta muovendo a supporto dei cittadini. Abbiamo fatto delle convenzioni con dei medici legali che nei nostri uffici sparsi in tutta la provincia hanno le giornate in cui redigono per il cittadino il certificato medico appunto introduttivo. Allora Alberta, tu che sai di cosa stiamo parlando, che non è pure facile capire. Il mio medico di base, quindi quando spieghiamo bene, allora, prego. La certificazione me l'ha fatta, quindi in perché lui è un medico certificatore e non tutti lo sono. Non è facile, perché anche lui ha dovuto, sono dei protocolli, sono delle... Io chiaramente quando ho fatto per la mia disabilità poi me l'avevano tolta perché dovevo richiedere la 104, mi hanno dato la 104, mi hanno tolto la disabilità. Sono troppo... Cioè, esternamente... Ma cosa ne pensi di questa burocrazia che colpisce proprio le fragilità? Anzi, più sei debole, più non hai dei punti di riferimento che ti difendono. Io fortunatamente ho avuto una sorella meravigliosa, persone che mi hanno dato una mano, anche perché io sono andata alla ricerca. Certo. Non mi fermo, non è che aspetto a casa e dico chissà che qualcuno mi risolva il mio problema. Devi correre, devi andare, battere, e non tutti, perché se sono fragili, è perché io fortunatamente l'incidente, a parte i primi periodi che per me era più importante rimettere in sesto la gamba. Perché c'era la cicatrizzazione, cioè la gamba doveva rivivere. E quindi io dovevo dare vita a questa gamba, che sono i medici che me l'hanno data, però io dovevo coadiuvare mentalmente e non complicare. È stato difficile inserire e lavorare e soprattutto riuscire a capire l'importanza della protesi e accettarla, perché siamo là, zero. Io aspettavo la protesi come la mia gamba.
mai. Quando dopo un anno, perché avevo fratture al femore, quindi sono stato un anno in carrozzina, quindi capisco benissimo cosa vuol dire non avere l'indipendenza. E io ho sofferto più proprio per l'indipendenza, che non era, che era dipendenza da chi? Da tutti. Perciò quando è arrivata questa protesi, la tua gamba è arrivata? Era la mia gamba. E adesso non è la mia protesi che porta la gamba, è la gamba che porta la protesi. E il mio cervello non è più una gamba e una protesi, sono due gambe. A parte che il cervello non riconosce l'amputazione, quindi per me la gamba è sempre esistita. Mara, cosa vuoi dire, Alberta? Questa guerriera come tu, io sono fiera di conoscere queste donne che stanno cercando veramente di mettere tutti i giorni nonna Gozza, un fiume nell'oceano con le loro azioni. Prego, Mara. No, è che lei non ha problemi mentali, sì. ma tutte quelle famiglie che hanno i figli che non saranno indipendenti poi e che non trovano aiuto, perché per esempio ci sono le impegnative di cura che possono aiutare a livello sociale, inserirli nelle varie attività, varie cose, però non viene detto, ci sono tante cose che le scopriamo con fatica, cercando, e i genitori alla fine tante volte si abbattono perché è faticoso averli a casa e avere la possibilità di lavorare e magari andare alla ricerca di quello che può essere utile per loro. Quindi è un mondo difficilissimo. E io ho 44 ragazzi con me e tutte le famiglie hanno questi problemi. Io ho 3 figli che non hanno problemi, però i 44 che ho è come se fossero miei e mi sto battendo per cercare aiuto anche attraverso le aziende che ci aiutano con 100 euro al mese per trovare progetti, per fare bandi, per trovare la possibilità di far fare qualcosa a questi ragazzi e che sollevino la famiglia dalle preoccupazioni del dopo. Abbiamo Lorenza da Mestre, vai Lorenza. Buongiorno Mirella, a lei e ai suoi ospiti. Volevo un attimino praticamente parlare sul discorso dei certificatore. Pronto? Sì, ecco. Vai Lorenza. Lei, Mirella, è la sua ospite. Prima appunto ascoltavo sui certificati, diciamo, per avere invalidità, eccetera. Ma perché si deve pagare questi certificati o quant'altro quando già in partenza ho un'invalidità, ho una disabilità? Perché non c'è un sportello in questo, Mirella? Perché dobbiamo sempre pagare? E chi paga sono sempre i più deboli, sempre i più deboli. Io sto ascoltando questa signora dei ragazzi, ottimo lavoro, eccetera. Ma lei non ha idea, Mirella, quante famiglie non sanno dove sbattere la testa e non c'è nessuno, io penso che ci sia, solo che non lo vogliono fare. Questo è il punto. Cioè noi dobbiamo pagare. E questo è il quanto. Grazie Mirella. Guarda, sono perfettamente d'accordo con te, perché dobbiamo sempre pagare, già paghiamo tanto, tutto, di più, ogni volta sempre si aggiunge un qualcosa per pagare ancora di più. Tu ne sai qualcosa? Sì, poi vengo, Mara. In 13 anni fisioterapie, quindi quelle che fisioterapie, al di là di quelle dell'ospedale, che avevo diritto. Certo. Però con mezz'ora, se avessi seguito solo quello. Quindi fisioterapie private, perché questa gamba era in una condizione disastrosa. Palestra, perché dovevi rimpostare tutto il sistema. L'equilibrio, tutto. L'equilibrio. Creme, tutto quello, consulti. Se non facevamo a livello privato, non sarei così come sono. Mara? No, io volevo portare un'esperienza bruttissima che ho avuto portando i miei ragazzi a fare le finali internazionali a Roma di danza. Per poter accedere
dentro a questo teatro ho dovuto presentare per tutti la certificazione, la 104, la cartina della disabilità e con la persona presente, altrimenti non mi facevano entrare. Ma dico, ma si può essere così cattivi? Perché è cattiveria. Io ho capito la burocrazia che ci deve essere, ma perché non fanno la stessa cosa per gli abili? Non vogliono certificati di abilità, la fotografia, la cartina che sei abile. Perché tanta gente non è disabile e continua a prendere soldi e tanti lo sanno? E i nostri ragazzi che li vedi, perché arrivano anche i ragazzi Down, cioè li vedi, hanno voluto che portassimo il ragazzo davanti alla biglietteria per vedere che era disabile. Io, se fossi la mamma, morirei di questa cosa. Ma non è discriminazione, scusami Mara, ma non è discriminazione questa? Mara, ma non è discriminazione, scusami, sai. Esattamente. Allora? Esattamente. Per ogni cosa noi dobbiamo presentare. Ma perché? Se vogliamo l'inclusione, ma smettila di chiedere queste cose. Andiamo in treno e dobbiamo andare alla stanza blu che ci fa la pedana per salire. Io non la chiedo mai. Tiro su di peso i miei ragazzi e li metto quelli in carrozzina e metto dentro il treno. Ma stiamo scherzando? Mi dicono, ma se tu hai la stanza blu e la pedana da Venezia e non hai la pedana a Mogliano perché è chiuso il coso, non ti possiamo dare la pedana per salire. Dove vado? Mamma mia. Cosa faccio? Ma veramente? Arrivo dove? Cioè, siamo No, ma a me fa piacere avere gli ospiti perché almeno a casa capiscono come funziona, no? Tutto così. E quindi devi fare la certificazione, perché se devi andare a fare un concorso devi dimostrare che sei disabile. Ma stiamo scherzando? Senti Mara, ormai Non il tempo è esiste. volato, come ci saluti Mara Girardi con questo fattibilimo? Allora, io spero che le aziende mi contattino come Fattibilimo per poter dare a tutti i ragazzi, non solo ai miei, l'occasione di far parte dei cittadini. Punto. No abili e disabili, far parte dei cittadini di Mogliano e di tutta Italia. Perché gente buona ce n'è tantissima. Tantissima che aiuta, che viene come volontaria, che occupa le sue ore per venire da noi, e sarebbe bello far vedere queste cose, non quelle negative che abbiamo nel mondo. Grazie a Mara Girardi di essere stata con noi. Sentiamo come ci saluta Alberta Rastelli. Beh, purtroppo quello che ha detto Mara è la mia percezione. Mettiamo, perché adesso fra inclusione e tutte quelle parole che fino a qualche anno fa nessuno li conosceva, adesso le hanno in bocca dappertutto e non sanno neanche cosa vuol dire, la percezione purtroppo di questo. E io mi scontro tantissimo proprio su questa realtà. Noi possiamo lavorare, possiamo far capire, andare nelle scuole, dappertutto, ma saranno le generazioni future che forse, perché adesso come adesso l'isolamento c'è e tu sei una disabile, ti dicono brava, bravissima, sei forte, vai avanti, questo e quello, però davanti al mondo sei disabile e hai il tuo percorso, il resto è chiacchiera. Allora andiamo a Ma vedere tanta anche, prima di chiacchiera. salutarvi, questo caso umano ERP. Andiamo a Venezia, andiamo a sentire. È un invalido gravissimo mio figlio. Io sono sepolta in casa. È l'appello di Antonietta Sico, 54 anni, di Mestre, madre e tutrice legale di un ragazzo di 27 anni con una disabilità psichica riconosciuta al 100%. Escluso dalla graduatoria ERP, chiede un alloggio anche temporaneo dove possa vivere insieme al padre per avere garantita una gestione più sostenibile delle sue necessità quotidiane. Io pretendo una casa
Anche se adesso io sono fuori dalla graduatoria, come gli ripeto, che prima ero dentro, ero 176esima, adesso sono 2,63 e gli alloggi mi hanno detto sono 2,50, mi danno una provvisoria che almeno al venerdì sera fino alla domenica sera c'è il papà, io devo respirare un po', devo stare sempre sepolta qua dentro casa. Per Antonietta è obiettivamente difficile e complicato assistere da sola il figlio, alto più di 1,80 m per 130 kg di peso, quando va in crisi diventa molto aggressivo e quasi impossibile da contenere, racconta. Ha dei momenti che è lucido, che io gli dico: ma chi sono io, Michael? Sempre contenuto, perché no, se non è contenuto lui spacca tutto. Lui mi dice: la mamma. E dopo di momenti che gli dico: ma chi sono io? Boh, comincia a gridare e parlare di robe strane, guardare in alto il soffitto, ma grida. Talvolta è lo stesso ad avvertire la madre dell'arrivo della crisi. Lui mi dice: no mamma, mi sento qualcosa che non va. Allora io gli dico: dai, alzati, andiamo a letto. E lo porto sul letto suo e gli metto la griglia e lo contengo. Con suo fratello che ha 19 anni. Se io non avessi avuto suo fratello finora di adesso io da sola non ce la faccio. Il giovane nei momenti di lucidità è consapevole della propria condizione e lui stesso a raccontarcelo dopo che si è chiesto il consenso per questa intervista alla mamma. Dentro di me mi sento che qualcuno mi dice: vai a letto, perché non sono io, sono non sono io. E poi quando ti è passata la crisi ti ricordi cosa è successo prima? No, niente. Serve una casa per mio figlio, da sola non ce la faccio più, dice Antonietta. Da troppi anni vive una situazione troppo complessa che ora la spinge a chiedere un sostegno concreto alle istituzioni. Non è che lo dico io, informatevi anche all'ospedale, al CSM e vi dirà le stesse cose che io ho detto qua, finora di adesso. Allora abbiamo sentito anche questo caso umano, come ci saluti Alberta? Io sono entrata positiva ed esco. Io personalmente, guerriera, ma non mi metto neanche a compararmi, perché io sono normale ed auguro questa normalità a tutti, con la mia mente, vorrei scaricare la mia mente su tutta Vediamo anche le foto di Alberta, così la salutiamo con anche queste foto e salutiamo i ragazzi. Con Samuel Perona, ecco, salutiamo, eccoli qua. Che c'era la finale delle danze con i ragazzi special. Eccolo qua Samuel, che ho avuto ospite anch'io. Ecco che lui è molto affezionato a Dancing Emotion, lì è il gruppo degli special, che salutiamo, ragazzi special, che sono tutti. Questo Enrico che abbiamo visto prima, ci vorrebbero menti. E con queste parole devo chiudere e salutare Alberta Rastelli. Grazie a Mirella e all'emittente che mi dà la possibilità il cielo in una stanza di è esprimermi. Lei. Grazie anche a Mara Girardi, grazie pubblicità. E adesso chiudiamo con la bellezza, con l'arte, soprattutto con la cultura di comunicare la bellezza. E io ringrazio veramente, ho due contesse, mamma e figlia, guardatele, sono bellissime perché vivono l'arte, respirano la bellezza e noi abbiamo bisogno di questo. Allora vi presento Alvina Azzolina degli Azzoni Avogadro, che è la mamma, giusto? Che sono io, sì. Assieme ad Alvina Verecondi Scortecci, che è la figlia. Perché sono qui questa mattina? Perché abbiamo bisogno di ossigeno e questo ossigeno arriverà dalla cultura, dalla bellezza e dall'arte. Allora, contessa Alvina, cos'è l'arte, la bellezza e soprattutto capire che è il momento di aprire queste meravigliose dimore che avete, di far entrare le persone e sentire cosa hanno lasciato quelli prima di noi. Ecco, io ricordo quella bellissima scritta su un edificio a Verona che è scritto conserva. Ecco,
Contessa, cosa vuol dire conservare la mamma prima? Il bello. Azzolina, cosa vuol dire conservare il bello, trasmettere il bello nonostante le difficoltà di questa conservazione? E poi Prego. è il Veneto che è pieno di tante bellezze, siamo circondati da delle bellezze incredibili e poi il mondo, io farei un telegiornale adesso, ma raccontando cose belle, cose invece si vede sempre tutti i disastri, sembra che viviamo veramente in un mondo dove i ragazzi, come dicevamo prima, i ragazzi sono persi nelle strade e invece la cosa più bella, la ricchezza più grande non è il denaro, ma è vivere in un posto dove ti apri il cuore e guardi tutte le bellezze. Io la mattina mi sveglio, sono felice perché vedo la natura. Sentiamo anche Alvina Verecondis Cortecci invece cosa vuol dire per lei trasmettere questa bellezza, che è una fortuna. È una grande fortuna, ecco, ad avere questa fortuna, però bisogna anche trasmettere agli altri, certo, quelli meno fortunati, al turista, certo, al turista che ama, adora l'Italia. Prego. Ma allora noi abbiamo la fortuna appunto di avere questa meravigliosa villa che si trova nelle colline del Prosecco a Collumberto. Non abbiamo le immagini questa volta, ma vi prometto che la prossima volta le avremo. Che è Villa Verecondis Cortecci ed è la casa, nasce come casa di famiglia di campagna di mio padre. E sicuramente ricevere queste case è un onore immenso, ma è un grande onere anche, perché dietro la bellezza di queste case c'è anche un lavoro immenso che non tanta gente si rende conto. Comunque siamo fortunatissimi appunto di vivere in un ambiente meraviglioso, in una casa stupenda. Io la chiamo il mio piccolo angolo di paradiso quando vado in questo giardino delle rose. Con una vista spaziale, cioè siamo veramente fortunati e noi nel 2014 abbiamo totalmente ristrutturato la casa creando degli appartamenti e delle suite per l'ospitalità. Infatti possiamo ospitare oggi 19 persone, ne abbiamo 19 posti letto. Oltre all'organizzazione ovviamente di matrimoni, cene aziendali, meeting, cioè pensate che chi viene a sposarsi da noi ha anche la chiesa consacrata, perché noi abbiamo una chiesa del 700 che è dedicata alla Madonna della Salute. È un gioiellino. È un gioiellino. Infatti ogni anno il 21 di novembre l'apriamo a tutto il paese per la messa. Cioè noi aprendo questa casa, anche ad esempio il mercatino che facciamo 3 volte all'anno, ci sono le persone locali, Conegliano, Treviso, insomma la gente che sta veneta, che viene a vedere e ci ringrazia anche perché riusciamo a far vedere delle bellezze che in altri casi non potrebbero essere visitate. E quindi è una cosa, tutti quanti ci ringraziano infinitamente. Devo dire anche che la nostra casa nasce come casino di caccia e chi entra ha una sensazione super positiva. Sai, quando vai in ambienti che può essere un museo, un castello, cioè comunque che hanno tanta storia. E hanno avuto anche cose brutte durante la storia. Esatto. E cioè, tante anche. Sono successe cose sono successe bruttissime. Brutte. O anche belle. Devo dire che da noi, grazie a Dio, sono successi. Si respira energia positiva. Energia positiva. Contessa Azzolina, cosa vede in questo abbruttimento della società? Questa educazione che se non riesce più a capire se esiste ancora, i valori anche dell'eleganza, ecco, di essere educati, eleganti, ma molto sobri, entrare a far parte di un mondo veramente particolare, ma che si deve aprire di più per cercare di recuperare quei valori che stanno andando un po' persi. Cosa ne pensa? Ecco, queste aperture che voi state facendo, per me state dando ossigeno veramente. Prego. Sì, ed è quello... guardi, 10 anni fa io ho restaurato la villa e l'ho voluta proprio aprire perché aprire al pubblico, che appunto come diceva Alvina, cioè è abbastanza impegnativo il tutto, e non solo per poi anche mantenerla, perché c'ha dei costi di manutenzione, sono quelle case che hanno dei costi, qualsiasi cosa si rompa devi intervenire immediatamente, se no arrivi a un punto che poi di non ritorno.
E infatti io guardo e vedo che i valori, le bellezze sono andate perse con questi ragazzi. Sono tutti un po' allo sbando, bisognerebbe tornare indietro e dargli delle impostazioni e fargli vedere che la vita, cioè, va vissuta non sempre guardando la violenza, soprattutto questi giovani che ti fanno vedere, il 17enne che fa, il 15enne, tutti, dargli fiducia nel futuro e dargli un appoggio. Sentiamo invece Alvina, lei invece che è cresciuta anche con delle regole, bisogna avere delle regole Bisogna nella avere vita. delle regole. Cioè, non puoi Cose che pensare di non avere. Prego, forse oggi anche i genitori eccetera non danno determinate regole. Alvina? Ma allora sicuramente non bisogna generalizzare, perché ci sono dei giovani che sono meravigliosi. Severa la mamma? Ma devo dire di no. Devo dire, ma sai, mio padre è mancato quando ero piccolissima, quindi la mamma è stata mamma e papà. Hai capito, così conosciamo anche un po' la storia. Devo dire che sì, severa, ma fino a un certo punto. Sicuramente educazione, sì. Quello sì. Ecco, l'educazione. Cioè, l'educazione sì. Cioè, adesso io non dico, si sgarra dalla vera contessa? Dall'educazione, sì. L'educazione sì. È importantissima. È importantissima. Il rispetto per gli altri. Ma fin da piccoli bisogna, però non si può insegnare dopo i 10, i 15, è da piccoli che le regole devono essere severe. Cosa sono le regole per il Che ce ne sono poche poi le regole. Rispettare il prossimo, Ma basta, rispettare il prossimo l'ambiente. è secondo me una delle regole fondamentali che ogni persona deve avere. L'umiltà e rispettare il prossimo, l'educazione. Ma secondo me oggi non so come dire, cioè tipo anche quando si guarda la televisione, guardando il telegiornale ad esempio si vede solo violenza, quindi è anche ovvio che un ragazzino eventualmente che guarda la televisione dice ma questa è la normalità. Poi si guardano altri programmi televisivi dove vedi la gente, è una scemenza, ma tutto, bisogna vedere tutto, che dicevo prima, cioè mangiano a petto nudo. Ma perché devi fare vedere in televisione della gente che mangia a petto nudo? Dopo è ovvio che il bambino va al ristorante e si sente libero di essere, cioè bisogna essere educati in tutto, dalla cosa più basilare alla cosa meno basilare. Allora sentiamo il turista che arriva, contessa Alvina, sei educato. Come sono i turisti quando arrivano? Perché guardiamo sempre gli italiani. Sentiamo, ci racconti di questi turisti quando arrivano, cosa dicono? Perché loro hanno scritto tutto, sanno tutto come fare, cosa fare, dove andare. Prego. Sono straorganizzati. Intanto rimangono, è bello perché quando arrivano e gli faccio la storia della villa, gli racconto, rimangono folgorati dal posto, dalla bellezza, affascinati, e devo dire che la maggior parte sono molto rispettosi, la maggior parte, e poi c'è anche una nicchia che c'è sempre un po'. Però la maggioranza, ma la maggior parte sono capiscono molto, ecco, il rispetto del bello, di entrare su un posto particolare, un posto che ha una storia. Perché poi io apro le porte di casa mia, cioè non è che sia un albergo enorme, della storia, il profumo della storia, cioè, il profumo della storia, lo un faccio profumo entrare che dentro. non si può descrivere, ecco, lo puoi solo Sì. vivere nel momento che entri su queste meravigliose dimore. Abbiamo Guglielmo da Roncade. Ciao Guglielmo. Buongiorno, sono molto contento di essere in diretta con voi. Avevo una domanda per le contesse. Prego. In che modo le ville venete, secondo loro, sono monumenti del passato, ma possono ancora insegnarci qualcosa sul vivere bene? Bella domanda, Guglielmo. Buongiorno Guglielmo. Vediamo chi risponde. Ma allora sicuramente le ville venete sono un patrimonio del nostro territorio e devono essere valorizzate. Abbiamo la fortuna che tantissime ville venete sono aperte al pubblico e quindi vengono viste. Devo dire che quasi tutte le ville venete hanno l'obbligo di aprire una volta l'anno giornate fai. Esatto. La giornata fai è un'altra cosa. Cioè proprio i proprietari delle ville venete dovrebbero aprire una volta l'anno la propria dimora, anche se è privata, al pubblico per farla vedere. Ah, ok. Se sei dentro le associazioni delle ville venete. Sì, sei dentro le associazioni. Ah, ecco, se sei dentro la come mamma spiega, obbligo, perché questo non si sa, è una cosa.
ormai ecco. sì. C'è chi è iscritto e chi non è iscritto. Esatto, Allora. Chi è iscritto esatto. ha l'obbligo una volta? Una volta all'anno, sceglietela da accedere. Sì. Noi ad esempio l'apriamo 2 volte all'anno, sia in primavera che in autunno. E quindi la domanda principale, aspetta, mi sono persa la domanda. Cosa vuol dire conservare un bene così importante e soprattutto comunicare questo bene? Ma sicuramente appunto aprire le nostre porte. Infatti il nostro obiettivo, più che una struttura ricettiva per eventi, è una casa e noi vogliamo che ne conservi la sua intimità. Quindi chi viene a visitare la casa, oltre a vedere la bellezza della villa, oltre ad assaporare il suo contesto storico, cioè proprio vive la storia anche del passato. Cioè non è cioè proprio vede come si viveva anche in passato, cioè secondo me assapori. Ma chi è che racconta la storia quando uno entra? Noi direttamente, quindi è siamo proprio, noi, è tutto familiare. Allora, iniziamo ad esempio con un racconto, Contessa Azzolina, un racconto che le sta particolarmente a cuore di questa sua dimora, quando queste persone entrano, che lei vuole raccontare, con un racconto particolare della storia di questa bellissima dimora. Della storia, l'evoluzione che ha avuto. L'evoluzione che ha avuto, perché nasce dal 1000 e andiamo fino ai giorni nostri. Il 1000 che è la torre medievale, dove poi abbiamo creato anche un appartamento che all'ultimo piano c'è una camera da letto matrimoniale con vista a 360 gradi. Spettacolare. È veramente spettacolare, scomoda perché è una scala, però è meravigliosa. Sì. Quindi dal Medioevo e poi invece viene costruito nel 500? No, ma i Da Camino decidono di costruire questa torre per scopi militari, perché avevano la visuale a 360 gradi. Perciò protezione. Però, esatto, sicurezza. Sicurezza. Nel 500 invece viene costruita la sua villa, dove viene abbellita da questi stucchi che sono meravigliosi, che sono stati restaurati 3 volte. E c'è il Pensa che curiosità a casa, Contessa, che non riescono a vedere ste robe, lei le sta talmente raccontando che veramente la curiosità aumenta sempre di più. Prego, Contessa. Quindi il corpo centrale viene costruito nel 500 e nel 600 viene abbellito da tutti questi stucchi. Nel 700 viene costruita invece la chiesetta, che è in onore della Madonna della Salute. Infatti, come diceva l'Alvina, il 21 di novembre viene aperta al paese. Viene fatta la messa per ringraziare che la peste, che poi molte ville venete hanno dedicato, ci sono le cappelle private, sono dedicate proprio alla Madonna della Salute. E quindi c'è stata tutta un'evoluzione. Poi nel 2014, mi sembra l'altro ieri, nel 2014-2015 ho deciso perché era la nostra abitazione, era la nostra villa di campagna, decisi di restaurarla. E quindi ho creato degli appartamenti, ho creato delle camere e aprirla al pubblico. Contessa Azzolina, ma è stata anche la figlia che l'ha un po', diciamo, sollecicato? No, io a quel tempo, lei poi era all'estero, tutti i miei figli erano che studiavano di qua. Quanti figli ha, Contessa? 3 figli. 3 figli. Sì, 2 femmine e un maschio. E io nel 2015, anche perché la zona non era turistica, non era turistica per niente, però io decisi, ma senza sapere andrà. Come finirà la storia? Come finirà la cosa. Quindi creo questi appartamenti, creo queste camere da letto e poi invece col passare degli anni dico, mamma mia, c'era l'architetto che diceva faccia tutte camere da letto, e gli ho detto no, metti caso che non vada niente, almeno ho degli appartamenti che poi dedico ai miei figli, e invece poi vuole che la zona diventa famosa col Prosecco. Zai è stato molto bravo, ha valorizzato tutto il territorio attorno a noi e da là ho iniziato a intraprendere questa di affittare la villa per matrimoni, che quello già lo facevo, ma di aprire proprio al pubblico. Contessa Azzolina, ha centrato l'obiettivo, è contenta di quello che ha fatto, o avrebbe anche bisogno che anche la politica riuscisse a capire il bello
che è la fortuna, perché veramente ci chiamano il giardino del mondo, cioè non a caso, ecco, con queste bellezze che abbiamo. Secondo lei la politica dovrebbe supportare ancora di più queste bellezze che abbiamo la fortuna, perché giustamente dice lei, anche perché una cosa è onere, vedere, però bisogna metterci l'impegno e non da poco anche economico. Prego. Sì. Oddio, direi che sì, avremmo bisogno, sì, politicamente eccetera, che fosse più accostato un sostegno, sì, per i proprietari. Infatti ne vediamo anche tante di ville abbandonate. Tante sono, sì. Vero, è per quello ho fatto questa domanda, sì. Perché è veramente un peccato, perché sono delle residenze che tutti ci invidiano, cioè dicono ma come? Ecco, il giovane cosa può fare in questo? Il nobile giovane che arriva ad avere queste dimore meravigliose, però si deve impegnare, non c'è niente da fare, la mamma è partita, e gli avi sono partiti, ma adesso devo conservare io questo bene, come faccio? Certo, è il nostro obiettivo e noi infatti ho la fortuna che appunto mia madre tanti anni fa l'ha aperto la villa. Sempre stata favorevole, Alvina? Super favorevole. Sì. Poi a me piace molto anche come... poi lei è anche bravissima, mi piace molto. Sì, gli piace molto. E continuare questa piccola attività di famiglia, ampliarla sempre di più e farla conoscere al maggior numero di italiani, ma anche al maggior numero di stranieri. E investire appunto sulla casa, quindi ampliare di attività di qualsiasi tipo. Usciamo dalla villa e andiamo nel parco adesso. Prima abbiamo parlato delle rose, no? Sì. E noi abbiamo questi parchi veramente meravigliosi. Quanto importante è l'accoglienza, la prima accoglienza al parco, non c'è niente da fare, tu entri. Sì. Ecco, quanto importante è proprio questa accoglienza nel verde, nell'ambiente, nella natura, perché tu entri pienamente nella natura quando entri in questi parchi, vedi delle cose che non vedi facilmente. Quanto è importante è conservare l'ambiente, ecco, l'ambiente esterno? Ma allora sicuramente appunto la villa in sé. Dopo c'è appunto tutto il contorno, il giardino. Noi devo dire che siamo fortunati perché comunque siamo in una regione, il Veneto, come sappiamo, è un Veneto produttivo, quindi siamo circondati da fabbriche, da industrie, a differenza ad esempio della campagna toscana o di altre campagne che è riuscita a mantenere il territorio, devo dire, più naturale, senza grandi costruzioni. Noi, grazie a Dio, abbiamo la fortuna che apriamo le porte e abbiamo solo natura davanti a noi, quindi questa è una fortuna perché ci sono tante ville dove lo Stato non le ha tutelate, dove davanti la villa veneta del 500 del Palladio il capannone ha la stazione dei treni. Questa è una cosa allucinante, cioè non si può che l'impatto è una roba che non terribile, distruggi. Non puoi distruggere le bellezze. Noi siamo pieni di vincoli, cioè se io devo spostare, fare... Belle arti non ne parliamo. Esatto. Soprintendenza. È giusto così. Però io ho tanti amici con delle ville che davanti gli hanno costruito, non so, tipo il condominio. Ma è la fabbrica, il treno, cioè non si può. Perché non c'è la sensibilità della bellezza, non di conservare la bellezza. Perché bisogna guardare anche tutto quello che va intorno a queste dimore. Cioè non occorre costruire a 100 milioni di chilometri, ma non proprio davanti all'ingresso della villa. Cioè è una distruzione. Ma era un condominio fatto a magazzini, perché mi sembra di entrare nei magazzini, adesso non sono condomini, sono magazzini. Ecco, io ho avuto il professore che insegna a Padova, un grande professore. Ha detto, sono convinto quello che dice lei, Mirella, noi entriamo nei magazzini, hanno creato questi magazzini scuri, saranno quello che vogliono. È responsabile dell'orto botanico di Padova, anche lui è scandalizzato ecco, perché avevamo un territorio talmente bello e delicato, fragile. Ecco, cosa vuol dire, Alvina, cercare di capire la fragilità che hai attorno, perché sono bomboniere, ecco, sono di una fragilità unica, le devi toccare con cura, sapere dove vai a mettere le mani, tutelarle. E appunto il nostro giardino abbiamo, come dicevo prima, questa fortuna che c'è una bellissima vista, siamo circondati dal verde. E c'è questo giardino delle rose dove tu apri la porta, sei tutto circondato da rose profumatissime di tutti i colori.
E poi lateralmente abbiamo il giardino delle ortensie, dove è un piccolo boschetto, e nel tutto il campo abbiamo creato 5-6 anni fa questa piscina a sfioro che si mimetizza completamente nella villa. Infatti tanta non gente... è che... No, non è azzurra, ecco. È proprio color verde che quindi si mimetizza. Sì. Anche là bisogna stare attenti quando uno fa dei restauri, cioè devono essere conservativi, quindi non devi stravolgere. Cioè, io vedo delle ville che sono stravolte. Io non so neanche come abbiano fatto a dare il permesso, cioè devi mantenere anche la storicità, non deve essere tutto perfetto come se fosse un condominio costruito l'altro ieri. Niente fuori, tutto, cioè Tutto perfetto, noi deve invece avere anche abbiamo la nostra esatto, storicità, esatto, cioè hai lo stucco che non è perfetto, cioè se no sembra tutto finto. Allora, Alvina, quando ha capito di avere questa predisposizione anche di conservare, sua mamma ha detto lei è molto brava, questa mamma sa che la figlia continuerà in un percorso anche di conservazione perché è all'altezza, perché bisogna essere anche all'altezza. Sì. Quanto importante è, contessa Azzolina, sapere che questa continuazione nel bello e nella storia, perché porti avanti la storia della tua famiglia, è una storia importante, è un cognome importante. Quanto importante è capire l'importanza di questa storia. Ecco, quello che i giovani dovrebbero imparare, la storia che i giovani dovrebbero imparare, Prego, la storia del territorio, che è una storia molto affascinante e ti riempie di bellezze. Io sono molto orgogliosa perché l'Alvina ce l'ho a mio fianco da un paio d'anni. Ormai tanti anni. Ormai tanti anni, sì, ormai tanti anni. Per la mamma sono sempre pochi, vero, contessa? Che lei, beh, una macchina da guerra, e poi chi la conosce c'ha l'entusiasmo, cioè è tosta, Alvina, sembra fragile, sembra che cosa, è tosta, invece... una guerriera, Alvina, vedo io, sì. È importante questo, Alvina, perché determinazione. non è mica un mondo facile questo qua. No, per niente. Non è un mondo facile. Ecco, vediamo anche la donna quanta fatica fa per riuscire a salire questi c'è differenza, gradini. Prego. Tra donna e uomo, Certo. secondo me. Certo, siamo più forti noi. Quello poco ma sicuro. Lo dico sempre, non ho mica problemi di dirlo. No, non c'è niente da fare. Però le relazioni con gli altri uomini, secondo me... sono? Io ho la fortuna che riesco a relazionarmi con tutti. Abbastanza con tutti. Però devo dire che sul lavoro, non intendo il turista che viene, ma non so se dobbiamo fare qualche lavoro all'interno della casa, cioè comunque noi siamo una famiglia di donne, perché sì, c'è mio fratello, però alla fine la maggioranza è femminile. Donna. E devo dire che comunicare anche per lavoro con un uomo è differente. Infatti dico sempre, se ci fosse mio papà si comporterebbe in modo differente, perché loro ci vedono, non dico inferiori, però ci vedono un po' più deboli, che non è assolutamente vero. Questo è un mio parere, che secondo me non è assolutamente vero, anzi, perché quello che ha fatto mia madre, è rimasta vedova alla mia età di oggi, cioè 35 anni, con 2 figli, e è riuscita a mantenere tutta questa villa solo ed esclusivamente. Non so neanche come sia riuscita, ma c'aveva una forza dentro. Anche lei, contessa, è una guerriera, basta guardare negli occhi quando fissa lo sguardo, e io vedo queste cose, cioè bisogna essere, non è facile, perché giustamente cioè, sei tu che devi fare, come dice Alvina, sia da mamma che da papà, cioè queste due figure devono completarsi per riuscire a crescere questi ragazzi e mantenere la storia di queste dimore meravigliose. O sbaglio, contessa? Non è stato semplice. No, non è stato semplice. Ma neanche difficile. Però neanche difficile, perché avevo talmente un entusiasmo, ma un entusiasmo che poi c'era gente che mi conosceva e dice: ma te sei pazza, anche perché dice: che cosa fai a Collumberto? Da sola con un bambino di 4 anni, l'altra di 8, vai a Venezia, perché ho anche casa a Venezia, o vai da altre parti. Ho detto no, dico la casa, se io vado via la casa viene abbandonata e crolla. E quindi... Tu non vivi la casa? Sì. E quindi mi sono armata di forza e coraggio e l'ho restaurata per poi passarla a loro. Poi... Azzolina, mi dica la verità, come vede Venezia nel 2026? Disastro. Ma guardi, lei lo dica, un disastro. Io ho fatto tutta la mia infanzia, ho studiato a Venezia, tutta la mia infanzia a Venezia oggi è veramente un disastro.
Su quale, ecco, cos'è che le dà più fastidio? Cos'è che proprio la turba di Venezia? Turismo di massa. Il turismo di massa, c'è il turismo di massa, touch and go poi, neanche portasse soldi. È incredibile. Io mi trovo ogni tanto incastrata nelle callette e dico, ma guarda te, che mondo assurdo. Sì, che mondo assurdo. Questa bomboniera poi che è di una fragilità unica. Sì. Beh, un museo ce l'ha aperto. Un museo però E fragilissimo. infatti bisognerebbe pagare questo fantomatico pagare biglietto 2 euro. per entrare, perché non può Ma arrivare il turista che pernotta a Mestre a 20 euro, arriva, consuma il suo panino che si è fatto a casa e dopodiché fa le cose nelle calli, perché tutti si nascondono, mangia e lascia tutta l'immondizia, cioè distrugge la città. Cioè se porti il turismo deve essere un turismo di qualità, non un turismo di massa. Anche perché questi soldi poi vengono impegnati nella città per la conservazione di Venezia. Questo è. Nadia da Treviso, vai Nadia. Ciao Mirella, buongiorno ai tuoi ospiti. Buongiorno. Niente, io volevo portare, io sono nata vicino ai conti Avogadro degli Azzoni a Lanzago. Ma dai, nella villa di Lanzago. Io ho abitato finché mi sono sposata, ma comunque la vedo ancora tuttora. La villa non è mai stata aperta. No, la villa Niente. No, non è mai stata aperta. E Villa Passi a sì, Carbonera sì. invece hanno cominciato da un po' di anni a aprirla per visitarla. Sì. E adesso da Lanzago hanno fatto una pista ciclopedonabile che va direttamente da Lanzago di fronte alla villa. Ah, che bello, non l'avevo neanche notato, non l'avevo visto. E io abito nella zona del Parco del Sile. Praticamente noi siamo vincolati dal parco. Certo, però immagino. ho notato a Silea che adesso stanno facendo delle villette, mi sembrano dei cubi. I magazzini. Dei cubi grigi, tutti quanti grigi. Hanno cambiato È una poi vergogna. l'architettura veneta, cioè è fatta così la casa. Grazie, arrivederci, buona Grazie a giornata lei. e complimenti Grazie. a voi. Grazie. Io ho conosciuto la contessa Avogadro che abitava su questa dimora. La Norina? Ma mia zia. Che fumava 1000 sigarette 1000 al giorno. sigarette. Ma mia zia No, forse ho conosciuto No, tua chi nonna. fumava era mia nonna. Sì, la contessa adesso però era di una forza, di una simpatia Fantastica. unica, veramente. Fumava col bocchino, ha fumato 100-150 sigarette. Una roba incredibile. Ecco, Era proprio incredibile, la forza. con i tacchi a spillo, il cappello, la velina e andava in giro. E quando l'andavo a trovare a Silea, tutti i nipoti, eccetera, andavamo nella loggia dei cavalli a mangiare il tramezzino con la nonna, che era fantastica. Una donna. Come mai questa villa non è stata aperta, come che dice? O qualche volta, io so che qualche volta è stata aperta. Adesso no, è di mio cugino. Sono proprio, diciamo, vive là. decisioni personali, c'è chi la apre, chi non la apre. Sì. Però è un peccato perché giustamente sono tesori sì. del territorio veramente che profumano di storia, la nostra storia. Ecco, ormai siamo quasi in chiusura, Alvina. Qual è il messaggio che vorrebbe dare e lasciare questa mattina proprio per quanto riguarda la conservazione e la bellezza della storia di queste meravigliose ville che abbiamo e soprattutto coinvolgere sempre di più i giovani, le scuole? Ecco, io farei i centri estivi in queste ville con la cultura, insegnando, cioè non è che il centro estivo deve essere per forza orientato al gioco, diciamo, manuale, ma la cultura della bellezza dovrebbe essere, e forse avremmo anche meno buletti in giro. Sì, beh, sicuramente forse fare un centro estivo all'interno proprio della villa, non so, però sicuramente il nostro territorio anche è pieno di ville venete, cioè pensare che Colomberto, che è un comune di 5.000 abitanti, ha solo Colomberto 5 ville. 5 ville. Cioè, e non è poco.
E se c'è un centro estivo, cioè anche a questi ragazzi fargli le visite, fargli vedere la storia, fargli conoscere anche come si viveva in un passato, perché quando entri alla fine in queste dimore, cioè assapori anche com'era la storia in passato. E io farei molte visite, non dico visite guidate, ma proprio anche giornate di come si viveva, anche insegnare ad esempio come si apparecchiava la tavola, come si riceve, cioè che alle bambine può piacere benissimo, ai bambini può piacere benissimo questo tipo di attività, o fare la passeggiata a cavallo nel parco, spiegare che tipo di piante ci sono, cioè in questo tipo di attività io le farei fare ai giovani, perché così si avvicinano al bello e alla storia. Qualcosa bisogna fare, bisogna che ci inventiamo qualcosa, ma col bello, secondo me è il bello che salverà il mondo, la bellezza. Io sono Camilla da Roma, vediamo chi è, pronto? Sì, buongiorno, volevo sapere come vi dividete i compiti in villa, quindi la mamma cosa fa, l'Alvina cosa fa e gli altri 2 fratelli cosa fanno. È Camilla da Roma che chiede notizie di questa famiglia, della sua famiglia, contessa Azzolina, dei suoi figli, dove sono. Cosa fate? Ah, cosa facciamo? All'interno della villa. Esatto. Allora mio figlio, il maschio, è enologo e quindi segue un po' tutto segue tutto il processo. La filiera del vino. La filiera del vino, sì. Poi ho la più piccolina, io dico sempre piccolina, che invece ha 20 anni, 20 anni studia a Torino e fa scienze politiche internazionali, e poi invece ho il mio braccio destro, sinistro, e c'è l'Alvina che è con me e gestiamo la villa. Perché ti interessa così tanto questa storia, Camilla? Beh, perché sono 3 fratelli che fanno diverse cose, quindi ero curiosa di sapere che compiti avevano all'interno della villa. I compiti all'interno della villa, mi sa che è la Alvina che conduce tutto l'ambaradam più che le altre fratelli, di più. Beh, sì, lei ha contatto proprio anche con i turisti quando arrivano, poi organizza tutti gli eventi, adesso poi ha iniziato a fare questo mercatino 3 volte l'anno. Io volevo chiudere proprio Alvina. Ascolta Camilla, poi hanno fatto una cosa bellissima, un mercatino fantastico. Mi dispiace di non avere le immagini, ma ve le farò vedere sicuramente, spero vengano ancora, che si siano trovate. Te, che sei te che lo organizzi. L'idea del mercatino all'interno di questa meravigliosa dimora. Che poi da un anno, non di più. Sì, è una novità, quindi Camilla l'aspettiamo quando vuole a venire a vedere questo meraviglioso mercatino. Ed è 3 volte l'anno, lo facciamo 3 edizioni, una primaverile, una autunnale e una natalizia. E anche in questo caso si parla del bello, perché noi riuniamo degli artigiani da tutta Italia, Firenze, Roma, Napoli, che arrivano con le loro creazioni di alta qualità ed espongono le loro cose, dove può essere semplicemente un bijou, un vestito, un abito. Però un mercatino curato, vero Alvina? Bellissimo. Una cosa particolare. Ad esempio questa meravigliosa collana è del mio mercatino, per esempio, ed è stupenda ed è fatta a mano, cioè è molto bella. Sono tutti artigiani di alta. Quando si tiene questo mercatino? Si tiene, la prossima edizione sarà il 18 e 19 di ottobre, sempre appunto in Villa Verecondi a Collo Umberto, e quella successiva il weekend del 12 e 13 di dicembre, quindi sotto Natale. E la cosa bella è che i nostri artigiani riescono a farsi conoscere a della gente che probabilmente non li avrebbe mai conosciuti, e inoltre noi invece facciamo appunto visitare l'ospite che arriva, vede delle creazioni nuove e visita anche un ambiente meraviglioso. Devo dire che ha un grande successo. Infatti mi piacerebbe prossimamente di creare questo format che si chiama Le Grand Marché, non solo all'interno della mia villa, ma farlo anche in altre case, quindi aprire altre ville, che può essere nel Vicentino, nel Veronese, nel Veneziano, e anche in altre regioni per appunto per valorizzare questo patrimonio con la bellezza. Esatto. Infatti io l'ho chiamato Le Grand Marché, il mercatino delle cose belle. Guardate la collana di Alvina se è poco bella, guardate, è bellissima. Sono i nostri artigiani. Sono i nostri artigiani, Questa è la verità.
Non dobbiamo imparare niente da nessuno, o sbaglio, Contessa Azzolina? Loro, gli altri devono imparare da noi. Gli altri devono imparare da noi. Contessa Azzolina, come ci saluta? Con quale messaggio? Vi saluto col messaggio di guardare sempre al bello, c'è sempre delle cose negative, però te, se sei con il bello e se devi essere positiva, affronti la vita in maniera diversa. Sì. E sentiamo la Contessa Alvina invece come ci saluta. Ma devo dire sicuramente essere positivi, perché alla fine la positività ti fa andare avanti, se sei, e circondarti anche di persone positive, anche perché le persone negative intorno a te ti portano giù. Se invece sei con delle persone positive di fianco a te, ti esaltano. Questo sicuramente. Ecco, hai spiegato molto bene, ringrazio Alvina per essere stata anche positiva. Vedete quanti esempi positivi ci sono. Il problema è che bisogna diffonderli, divulgarli, bisogna far capire che il mondo vive anche di bellezza. E da dire l'ultima cosa, che la positività non è sintomo, perché tanti dicono sei allegra. Non è leggerezza, è un'altra cosa, perché noi di cose negative nella nostra vita ce ne sono successe veramente tantissime, però bisogna sempre andare avanti, se no uno si ferma e finisce. Quindi sempre andare avanti. Chi si ferma è perduto, e noi non siamo perdute, poi siamo guerriere, ci mancherebbe. Grazie veramente, grazie alla Contessa Azzolina degli Azzoni Avogado di essere stata con noi. Grazie ad Alvina Verecondi Scortecci, grazie veramente di essere, grazie a voi. È positiva, Contessa Azzolina. Sì, no, lei è un raggio di sole. Sei un raggio di sole. Non per fare i complimenti, no, no, è vero. Trasmette positività, che è fondamentale. Grazie ancora, adesso andiamo a vedere il vostro assegno a chi è andato, grazie. Buongiorno, ecco qua la nostra Mariella. Ciao Mariella, ciao, ben arrivata. Allora il cartellino per fare la spesa. Ok. Allora Mariella, tu sei venuta in trasmissione, tu non sai niente, c'è una sorpresa per te, perché la grande famiglia di Rete Veneta ha deciso di darti una mano. Io ho parlato anche con il tuo sindaco, ho parlato con i servizi sociali, mi hanno detto che va bene, che noi ti aiutiamo, perciò verrà tutto monitorato. Adesso io ti consegno l'assegno. Eccolo qua. Allora, questo è l'assegno della grande famiglia di Rete Veneta. Non te l'aspettavi? Volevo ringraziarvi di cuore di quello che state per darmi qua, perché sono molto felice di tutto quello che state facendo per me. Allora, spieghiamo a chi non ti avesse visto in trasmissione la tua situazione. Tu eri una persona che lavorava, poi per vari motivi nella vita ti sei ritrovata nel baratro e non ce l'hai più fatta risalire. Hai più volte chiesto aiuto, però non bastava questo aiuto che anche, dobbiamo dire, l'amministratore e l'amministrazione ti ha dato, però sei venuta anche da noi. E noi abbiamo capito che dicevi la verità e perciò che persone come te vanno aiutate e soprattutto cerchiamo di rimetterle in piedi. Ti saresti mai aspettato, lo chiedo a tanti, di finire così, cioè di venire al banco solidario, di chiedere aiuto a tutti nella tua vita? No, sinceramente no, non me l'aspettavo, perché speravo di avere fatto una vita, di avere fatto una nuova vita, invece mi è crollato tutto addosso tra separazione e incidente, tra operazione ero da sola e aiutata da nessuno. Mi ha aiutato un po' sì il comune, però dopo mi hanno detto che non hanno più potuto farlo. E adesso sono venuta da te e mi stai aiutando tantissimo comunque, anche con la spesa è moltissimo per me. Allora spieghiamo bene, perché forse qualcuno non ha ancora capito cosa vuol dire non avere più niente, perché tutti dicono ma non è vero, noi aiutiamo, noi facciamo, queste persone potrebbero rimettersi in gioco, lavoro ce n'è. Cosa vuoi dire a queste persone che non riescono a capire che qualcuno non riesce a collocarsi, no a 30 anni, men che meno a 40, men che meno a 50? Sono sincera, all'INE mi hanno detto di andare al lavoro, anche se sto lottando col mal di schiena ancora, perché ho provato anche a cambiare medicinali, perché non è facile ritornare in piedi dopo 8 mesi.
E ho detto alla ditta che avevo finito tutto quanto, mi ha messo in ferie fino a gennaio. Quindi le terapie che ho fatto non serviranno a niente, perché io fra 3 mesi che ripartirò ancora da zero. Hai capito? Quindi le terapie che ho fatto hanno servito sì per il momento. Cosa chiederesti tu, Mariella? Cos'è che vorresti chiedere a questo governo? Un lavoro, sì, io sono una che lavoro tanto, perché io non mi tiro mai indietro per il lavoro, perché lo sa anche il mio titolare, perché sono una che mi ha dato a tutto. Basterebbe avere un po' di lavoro adesso che mi venisse avanti, hai capito? Perché serve sia la salute ma anche il lavoro per andare avanti. Questo lavoro che hai non basta, non ti aiuta? No, questo lavoro purtroppo mi aiuta lui, però ho tante spese. I soldi non bastano, devi sempre avere l'auto portata di mano, adesso l'auto non ce l'ho. Cioè con l'auto puoi andare dove vuoi e con l'autobus non è facile, perché da casa mia andare a spostarmi come che facevo le terapie dovevo partire da dove abito, andare a Treviso andare a San Camillo,